Bene. Iniziamo l'ultima sessione di questo denso incontro. Questa sezione è dedicata a comunicazione e difesa, quindi agli aspetti materiali, logistici del conflitto. Come introduttore generale abbiamo il professor Jérôme Pumared dell'Università di Bordeaux-Montaigne, uno specialista del Mediterraneo orientale, ha scritto recentemente un importante volume su Venezia e l'impero ottomano, e quindi credo che sia lo studioso più adatto e appropriato per introdurre questa sezione. Grazie molte e a lei la parola. Grazie infinite. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori per questo convegno di avermi invitato. Penso che possiamo dire tutti già che è stato un grande successo, anche se arriviamo all'ultima giornata di questo. Vorrei presentare una relazione cercando di collegare l'organizzazione delle reti informative veneziane nell'Adriatico e nel Levante e la questione della difesa dello Stato durante il 500 e il 600. L'intensa circolazione dell'informazione all'interno dello Stato d'Amar diventa nell'età moderna un fattore di coesione tra le sue varie parti e uno strumento di governo usato dalla dominante. La costante raccolta di notizie che sono poi diffuse tramite la corrispondenza scambiata tra Venezia e i suoi magistrati nell'Adriatico e nel Levante, ma anche tra questi stessi magistrati, è resa necessaria dalla diversità degli ambienti e delle situazioni, dalla frammentazione dei territori, dall'estensione delle distanze da percorrere, ma anche e forse soprattutto dalla vicinanza dell'impero ottomano. Infatti, le autorità della Serenissima raccomandano un atteggiamento vigile nei confronti di questo potente vicino e delle sue popolazioni. All'interno del sistema informativo sviluppato da Venezia nell'Adriatico e nel Levante, l'asse Venezia-Costantinopoli occupa una posizione centrale e la piazza di Cattaro, di cui sarà peraltro parlato dopo, dotata di solide mura e di un porto percorribile, ne diventa il nodo principale nel secondo quarto del Cinquecento. Il rettore che la governa provvede all'inoltro dei dispacci. La spedizione dei pubblici spazi per Costantinopoli è tra le principali cure di questa carica, scrive ad esempio Francesco Contarini negli anni 1630. Gli ordini che la Serenissima invia al bailo di Costantinopoli vi giungono via mare e le risposte di quest'ultimo percorrono la stessa strada. All'inizio del XVII secolo sono qui trattenute 6 fregate, pronte a salpare all'arrivo di un nuovo plico. Tra Cattaro e la capitale ottomana la posta circola poi via terra. È affidata a portalettere reclutati tra le popolazioni stabilite non solo nei pressi della città veneta, ma anche nei territori ottomani vicini. Queste linee di comunicazione sono quindi poste sotto la responsabilità e il controllo del rettore di Cattaro, ma la loro gestione quotidiana è invece affidata a imprenditori privati scelti tra influenti famiglie locali. La Serenissima stipula con loro contratti che specificano i servizi attesi da loro e fissano l'importo del compenso previsto per la loro esecuzione. Il primo del genere è stabilito nel 1535 con un certo Trifone Drago, che si impegna a fornire 6 corrieri regolari e 4 sostituti per il viaggio verso Costantinopoli, oltre a 3 navi per assicurare i collegamenti tra Cattaro e Venezia. Nel 1578 la cura dell'inoltro dei plichi è attribuita a Giovanni Bolizza e per più di un secolo l'incarico è conservato nella sua famiglia, i suoi discendenti esercitandolo dopo di lui.
non solo vi trovano un mezzo per arricchirsi, ma i tanti contatti che hanno nell'esercizio delle loro funzioni e la circolazione incessante dei loro messaggeri attraverso la penisola balcanica fanno dei Bolizza anche preziosi agenti di informazione per conto della Serenissima. Si distinguono principalmente durante le guerre di Candia e di Morea, trasmettendo abbondanti notizie alla Serenissima e ai capi della sua flotta. Sotto l'amministrazione dei Bolizza cresce la logistica postale stabilita dai veneziani e aumenta il numero dei portalettere. Sarebbero quindi quasi 60 nel 1614. Informandosi dopo la guerra di Candia sull'organizzazione di questi servizi prima del conflitto, Alvise Molin spiega che era allora comune averne a disposizione 60, 80 e fino a più di 100, dice Molin. Certo, questa moltiplicazione è giustificata dalla necessità di avere sempre a disposizione dei messaggeri per trasportare lettere urgenti, però risponde anche a esigenze di sicurezza. Mentre in origine i portalettere viaggiavano da soli, è stata presa progressivamente l'abitudine di farli viaggiare a due, poi in piccoli gruppi di 4 o 6. Tuttavia, quell'inflazione del numero dei portalettere raggiunge proporzioni tali nella prima metà del Seicento che Alvise Molin è tentato nel 1670 di vedervi, cito, molto eccesso. Coglie anche l'occasione per sottolineare il notevole sovraccarico che il servizio postale stava gravando sul bilancio dei baili a Costantinopoli. Già nel 1575, in un'epoca in cui i portalettere erano ancora lontani dall'essere così numerosi, il loro mantenimento, il compenso dei loro viaggi e le piccole mance che ricevevano assolvevano un quarto delle spese ordinarie del bailo antonotepolo. L'istituzione di questa via, costosa ma sicura, testimonia quanto le comunicazioni tra Venezia e Costantinopoli siano importanti per la Serenissima. La questione dei rapporti con la porta ottomana giustifica sia l'attuazione di mezzi specifici, sia i costi da essi generati. Tuttavia, questa struttura fa parte di un sistema più ampio e complesso che si basa su una varietà di altri mezzi più o meno occasionali che possono essere mobilitati per inoltre delle notizie. I baili a Costantinopoli stessi affidano in genere ai portalettere solo i plichi che indirizzano alle autorità centrali della Repubblica o quelli che inviano ai magistrati dello Stato d'Amar facilmente raggiungibili da Cattaro. Quando questo non è il caso, usano altre soluzioni, come le navi commerciali, ancorate a Costantinopoli. Nel 1633 Pietro Foscarini, bailo a Costantinopoli, certifica così al provveditore generale di Candia di non perdere nessuna delle occasioni che gli vengono offerte per tenerlo informato su tutto ciò che accade alla porta, sottolineando quanto sia per lui importante che i rappresentanti pubblici della Serenissima si scrivano tra di loro il più spesso possibile. Così i magistrati dello Stato d'Amar ricorrono tutti a vari espedienti per stabilire legami con la Serenissima, con i baili a Costantinopoli o con i loro omologhi nei possedimenti circostanti. A metà del Cinquecento il bailo di Corfù utilizza 2 piccole fregate per corrispondere con Venezia, i capi della flotta, i governatori degli altri possedimenti veneziani o con l'Italia vicina. E lo stesso all'inizio del Seicento per il provveditore di Zante, che anche lui utilizza 2 fregate, ma che approfitta anche delle navi che sbarcano sulla sua isola per affidare loro la posta sua e talvolta quella di Candia, perché Zante è una tappa per le lettere dei governatori cretesi che sono portate lì da barche specificamente noleggiate. Da parte sua, il console di Aleppo consegna generalmente i plichi che indirizza in madrepatria alle navi veneziane che fanno scalo nel vicino porto di Alessandretta, ma talvolta, mancando queste navi,
invia le sue lettere al bailo di Costantinopoli, che le unisce poi al suo dispaccio per Venezia. O, quando si trova privato di ogni altro mezzo, il console li dà a mercanti francesi che li portano a Marsiglia prima di spedirli via terra a Venezia. In tutto lo Stato d'Amar questi collegamenti a lunga distanza sono stabiliti e mantenuti con la massima cura. A questi si aggiungono nei possedimenti più vasti misure specifiche volte a velocizzare i collegamenti interni, come in Creta o in Morea. Le grandi riforme che alla fine del Seicento i veneziani cercano di introdurre nella Morea riconquistata comprendono così una componente postale che il provveditore generale Francesco Grimani espone ampiamente in un dispaccio dell'aprile 1700. Secondo lui, l'istituzione in Morea di un sistema completo di posta favorirebbe non solo la comunicazione e lo scambio di notizie all'interno della provincia, ma anche i rapporti con le isole venete dello Ionio e infine con la dominante. L'obiettivo perseguito dal provveditore è multiplo. Grimani evoca dapprima considerazioni economiche e pretende di agire, cito, per comodo e vantaggio dei mercanti che sospirano libero, spedito e sicuro il commercio con la dominante. Ma la sua principale intenzione è politica. Si tratta di creare le condizioni perché, cito Grimani, l'eccellentissimo Senato avesse più frequenti l'occasione di comandare la sua volontà e ricevere notizie del suo reale interesse. Il resto del dispaccio del provveditore evoca i primi esperimenti effettuati in tal senso nella Morea. 4 tappe sono state stabilite grazie a un'iniziativa che unisce l'impegno privato di un colonnello al servizio della Repubblica e lo slancio pubblico attraverso qualche provvedimento finanziario. Purtroppo il progetto si è fermato con la morte improvvisa del colonnello e resta sospeso. La riflessione del provveditore permette tuttavia di misurare le problematiche cristallizzate dalla questione della posta e del suo instradamento in Morea alla fine Seicento. Dentro la penisola, lo sviluppo della posta è chiaramente concepito come fattore di unificazione e di controllo del territorio. È anche un modo per sostenere la crescita economica. In una prospettiva più ampia, consente una migliore integrazione di questo nuovo possedimento nel sistema veneto del Levante e valorizza la sua posizione strategica ai confini dell'Adriatico, dell'Egeo e del bacino orientale del Mediterraneo. Per Grimani, infatti, la Morea potrebbe diventare sia un centro nevralgico di raccolta delle notizie, sia un nodo importante nella circolazione di dispacci pubblici e privati scambiati tra Venezia e l'oltremare. I legami stabiliti tra la dominante e i suoi rappresentanti nell'Adriatico e nel Levante, come quelli che uniscono tra di loro i suoi possedimenti dello Stato d'Amar, soddisfanno principalmente i requisiti di una buona amministrazione. Non solo sono essenziali per la diffusione delle direttive emanate dagli organi centrali della Repubblica o dai più eminenti governatori locali, ma contribuiscono anche in senso opposto a indirizzare verso i centri decisionali i dispacci, le relazioni, le memorie necessarie per la definizione di qualsiasi politica. La vicinanza dell'impero ottomano, tuttavia, conferisce un ruolo in più a queste vie di comunicazione. Esse veicolano informazioni essenziali sui turchi, le loro azioni, la situazione del loro paese, che vengono così trasmesse continuamente alla Serenissima e a tutti i suoi possedimenti d'oltremare. Situati a contatto con il mondo ottomano, il bailo di Costantinopoli e i consoli delle scale del Levante si adoperano particolarmente per raccogliere, analizzare e trasmettere notizie. Questa attività, che non sempre si distingue
dello spionaggio è implicitamente considerata una delle loro competenze. Il conte di Spalato, Daniele Molin, che raccomanda nel 1594 l'insediamento di un console veneziano a Bagnaluca, ritiene quindi che questo sarebbe molto importante per la Serenissima, cito, per gli avvisi dei movimenti e progressi dei turchi che il titolare dell'incarico potrebbe trasmettere. Uno provveditore di Zante supplica nello stesso modo nel 1633 perché sia provvisto l'incarico di console in Morea per, cito, l'interesse della pubblica informazione che è opportuno trarre costantemente da questi luoghi. A Costantinopoli l'informazione militare occupa un posto importante tra le preoccupazioni dei baili, tanto resta presente all'orizzonte dei veneziani il rischio di un scontro con la Porta. Avvertono le autorità della Repubblica e i governatori dello Stato d'Amar non appena uno squadrone ottomano lascia il Bosforo, anche quando salpa per in giro di poche settimane nell'arcipelago. All'alba dell'anno 1547 Alessandro Contarini ritiene opportuno notificare ai magistrati delle principali isole venete del Levante, compreso il provveditore di Corfù, che il sultano Solimano intende radunare 100 galere per la primavera successiva. In un dispaccio del 1551, Bernardo Navaggero spiega di avere dovuto mandare servitori in vari luoghi della città di Costantinopoli e dei suoi dintorni per vigilare al passaggio delle navi ottomane e cercare di contarle perché, spiega il Bailo, la vista di cui gode lui stesso fin dal suo palazzo non è abbastanza aperta per farlo direttamente. Nell'aprile 1581 Paolo Contarini annuncia che il Capudan Pascià sta per salpare con 55 galere. Se le sue fonti sono corrette, dovrebbe andare nella Barbaria per tentare un colpo contro Fez. Nel dispaccio scritto al Senato su questo argomento, Contarini aggiunge di averne appena informato il provveditore di Candia, affidando una lettera per lui a una nave mercantile partita per quell'isola e di prepararsi a farne altrettanto con i magistrati di Zante e di Corfù. Questi sono solo alcuni esempi di un'azione di sorveglianza quotidiana che si ripete più e più volte. Il 22 giugno 1631 il Bailo Giovanni Capello avverte il provveditore generale delle isole Ionie dell'imminente uscita di una cinquantina di navi affinché possa a sua volta segnalarlo ai governatori di Corfù, Zante e Cefalonia. Nei periodi di grande tensione, questa vigilanza di routine può diventare più intensa a Costantinopoli. I baili non solo notano allora scrupolosamente tutti i segni di preparativi per la guerra, ma cercano anche di scoprire le intenzioni del governo ottomano. Nell'estate del 1569 Marcantonio Barbaro è allarmato da rumori insistenti che evocano l'imminente raduno di un grande esercito ottomano di cui l'isola di Cipro potrebbe essere bersaglio. A dicembre 1569 cita un ordine del sultano che prescrive l'armamento di 130 galere e sottolinea in questa occasione che il lavoro dell'arsenale di Costantinopoli è raddoppiato. Il 21 gennaio 1570 Barbaro confessa ancora che, lo cito, i suoi pensieri non siano volti ad altro che ad intendere dove sia per andare questa armata. Il comportamento di Giovanni Soranzo nei mesi precedenti l'attacco a Candia o quello di Andrea Memmo poco dopo, prima dello scoppio della seconda guerra di Morea sono molto vicini all'atteggiamento di Barbaro. Sono caratterizzati
dalla stessa ansia febbrile di valutare le forze che si vanno raccogliendo e dalle stesse domande inquiete e ricorrenti sui loro reali obiettivi. Tormentato da voci persistenti che designano il Peloponneso senza che però sia possibile acquistarne la certezza, Memmo, nel 1714, arriva al punto di inviare i suoi dragomani a uno dei dignitari della Porta per chiedere il suo parere sulla questione della destinazione della flotta ottomana. E quest'ultimo lo consiglia sfacciatamente di ridersi delle voci del popolo di Costantinopoli come fa egli stesso, aggiungendo in confidenza che l'armata ottomana è destinata a Malta. Anche se nei momenti più gravi i baili non sempre riescono dunque a determinare con precisione le intenzioni del sultano e dei suoi ministri, tuttavia compiono la loro missione, diffondendo ampiamente notizie in tutto lo Stato d'Amar fino a Venezia, aiutano ad allertare i magistrati che vi sono in carica e consentono l'adozione di misure preventive. Più vicini alle realtà turche, i baili e i consoli appaiono quindi come gli informatori privilegiati della Serenissima e dello Stato d'Amar. Ciò non impedisce ai magistrati di quest'ultimo o ai capi della flotta di sviluppare parallelamente le proprie reti informative per completare e chiarire le notizie che li raggiungono. In generale, le enclavi e gli avamposti veneziani sul suolo ottomano sono preziosi punti di osservazione da cui le notizie si diffondono nei possedimenti più vicini. A metà del Cinquecento l'isola di Cerigo è un ricettacolo ideale per le voci sugli affari turchi, spacciati attraverso il Peloponneso. Il provveditore che descrive questo fenomeno spiega quanto possa essere utile raccoglierli e poi trasmetterli alle autorità cretesi. In una delibera dell'11 maggio 1560 il Senato evoca, cito, la grandissima importanza della cittadina di La Parga, situata sulla costa adriatica non lontano da Corfù, perché questa piccola cittadina offre, secondo il Senato, una miniera di informazioni sulla flotta del sultano e più in generale su tutto ciò che accade nell'entroterra ottomano. Un autore dell'inizio del XVII secolo parla ancora di Tinos come della lanterna dell'arcipelago, paragonando così quest'isola, posta a prua della presenza veneziana del Levante, a una vera e propria torre di avvistamento che scruta il mare Egeo e i suoi dintorni. Allo stesso tempo, i governatori situati presso i confini si occupano anche del mantenimento di agenti permanenti dall'altra parte della frontiera, in territorio ottomano. Nel 1639 il provveditore generale della Dalmazia, Alvise Mocenigo, consiglia alla Serenissima di stabilire 2 agenti, l'uno a Buda, l'altro in Bosnia, spacciandoli per mercanti. Grazie a loro, spiega il provveditore, con sicurezza volerebbero gli avvisi delle deliberazioni di questi ministri ottomani e di qua si potrebbe riparare a molti disturbi. Mocenigo raccomanda anche di utilizzare il pagamento di pensioni per acquistarsi la fedeltà dei piccoli capi locali dei territori ottomani vicini della sua provincia, il che, secondo il provveditore, consentirebbe tra l'altro di, cito, sapere in tutti i casi i pensieri di turchi. In entrambi i casi il provveditore spera di trarne una moltiplicazione delle sue fonti di informazione, cercando anche di conferire loro un carattere regolare e duraturo. Uno dei suoi lontani successori e omonimo, Alvise Mocenigo III, sottolinea ancora nel 1703 quanto sia importante avere confidenti ufficiali dalla parte ottomana, ma non
nello stesso momento tutte le difficoltà che ha lui stesso incontrato in questo compito, perché, spiega il provveditore all'inizio del Settecento, i turchi si sforzano di rintracciare e smascherare quelli dei loro sudditi che sono legati ai veneziani. Accanto a queste soluzioni a lungo termine, che a volte non sono facili da implementare, il ricorso a spie per missioni singole si distingue in definitiva come il modo più semplice per sapere cosa sta succedendo dall'altra parte del confine. Ansioso di conoscere i movimenti della flotta ottomana e desideroso di sapere se passerà vicino alla sua isola, il bailo di Corfu, Zaccaria Morosini, spedisce nel giugno 1555 2 inviati a Negroponte, un terzo a Santa Maura e un ultimo a Prevesa. Le stesse pratiche si trovano ovunque e in ogni momento. Mi è stato necessario tenere diverse spie nel paese turchesco per avere qualche avviso degli andamenti e pensieri di turchi, spiega nel 1593 il conte di Sebenico Antonio Pesaro. Nell'estate del 1701 il provveditore generale della Morea, Giacomo d'Amosto, incarica un agente di visitare le fiere e i mercati di Negroponte e delle città della terraferma come Tebe, Levadia e Larissa. Il successo di questa prima missione è stata tale che il provveditore invia ben presto altri 2 informatori e ordina loro di spingersi verso il più frequentato porto di Salonico per, cito, penetrare le voci e l'intenzione dei turchi. Si intreccia così nel Mediterraneo orientale una vasta rete di informazione che ingloba i possedimenti dell'Adriatico e del Levante, include le navi dei vari squadroni della Serenissima e trabocca ancora nell'impero ottomano grazie ai baili, ai consoli e a questi agenti più o meno segreti che frequentano i territori del sultano. Questa rete è garanzia di coesione per una presenza veneziana nell'Oriente disparata e frammentata. Facilita inoltre la mobilitazione dell'apparato difensivo della Repubblica in caso di pericolo. Tutti i territori del dominio orientale di Venezia si trovano infatti su un confine a dir poco inquietante, a volte ostile, e tutti i loro governatori vivono nell'attesa di un probabile incidente o di un possibile attacco. Lo Stato d'Amar nel 500 e 600 è costantemente immerso in una sorta di stato di allerta permanente. Un provveditore di Cerigo riferisce nel 1545 di aver sempre avuto cura, durante il suo ufficio, di mantenere delle guardie in 3 luoghi distinti dell'isola, cioè a San Zorzi, che discopre molto lontano tutto intorno verso Oriente, a Milopotamo, che discopre verso Occidente, e a Potamo, che discopre il resto di tutta l'isola. Così che, spiega il provveditore, vedendosi qualche legno che mostrasse essere di pericolo, se ne dava segno per tutta l'isola e tutti si salvavano. È in questo contesto di costante vigilanza che le reti informative e i canali di comunicazione predisposti dai veneziani nel Mediterraneo orientale acquistano finalmente il loro pieno significato. Favoriscono la rapida diffusione delle notizie e consentono di prevenire potenziali rischi e di prepararsi ad essi. Grazie a questo sistema, basato su una successione di tappe, il bailo di Corfu, Antonio Barbarigo, può seguire con grande precisione l'andamento della flotta del sultano durante la campagna del 1554. A fine maggio, Domenico Trevisan, bailo a Costantinopoli, fa sapere a Barbarigo a Corfù che la flotta ottomana è appena uscita da Costantinopoli. Il 23 giugno successivo il console di Lepante
scrive a Barbarigo per informarlo che la flotta si è fermata a Atene il 17 e questa lettera impiega una settimana per raggiungere Corfù. Una spia che è stata inviata da Barbarigo a Negroponte in attesa del passaggio delle navi torna velocemente e si presenta il 1 luglio a Corfù con un rapporto dettagliato su questo esercito navale che comprende non meno di 63 vele. Infine, nella notte tra il 9 e il 10 luglio, le guardie appostate sulle coste dell'isola riferiscono che l'avanguardia turca è entrata nello stesso stretto canale che separa Corfù dalla terraferma. Immediatamente Barbarigo spedisce a sua volta una fregata incaricata di portare la notizia agli squadroni veneziani di stanza più a nord dell'Adriatico, prima di proseguire con ogni diligenza verso Venezia. Sebbene la Repubblica si trova in pace con la Porta e la marina del sultano non ha in alcun modo mostrato intenzioni bellicose nei suoi confronti, il bailo di Corfù ha comunque posto, come lo scrive, tutti quegli ordini che si richiedono in simili casi per la sicurezza di questa fortezza. L'allerta viene mantenuta mentre le navi turche continuano a navigare a monte dell'isola. Durante il mese di luglio, Barbarigo invia diverse barche lungo la costa per conoscere l'itinerario della flotta e la sua destinazione. Ed è solo dopo la metà di agosto, quando la flotta turca è di ritorno e passa di nuovo lungo sua isola, che si concede un po' di respiro. Ora è il momento di fare il punto e questo sembra positivo a Barbarigo. Lui scrive: quanto alla custodia di queste fortezze, noi sempre siamo stati vigilanti, sicché in alcun luogo di essa, per grazia di Dio, non sia patito alcun danno. Una tale successione di eventi rivela pratiche e procedure ben affinate, i cui esempi potrebbero moltiplicarsi per l'intero Stato da Mar, quello che non farò adesso. Qualche parola per concludere questa relazione. Sicuramente i baili a Costantinopoli si trovano al centro della rete informativa sviluppata da Venezia nel Mediterraneo orientale. Forti della lunga esperienza veneziana di negoziazione alla Porta, hanno la possibilità più di nessun altro di segnalare ogni segno di mobilitazione militare dei turchi e di indagare con più o meno successo per scoprire le vere intenzioni del governo ottomano. Questo spiega lo sforzo fatto per strutturare, garantire e velocizzare lo scambio di ordini e di dispacci lungo l'asse Venezia-Costantinopoli, attorno al quale gravitano gli altri possedimenti veneziani dell'Adriatico e del Levante e i loro governatori. Ma al di là della centralità dei baili nella raccolta e la diffusione dell'informazione militare sull'impero ottomano, ho cercato di mostrare come ciascuno dei rappresentanti veneziani nell'Adriatico e nel Levante sviluppa a livello locale o regionale mezzi propri di informazione e partecipa dunque a questa rete veneziana sia come recettore sia come produttore di notizie. Questa mobilitazione globale e coordinata consente per esempio di seguire, come l'abbiamo appena visto, di maniera precisa i movimenti delle flotte ottomane per tentare di prevenire in tempo i pericoli. Può anche servire ad altri fini, di cui non ho parlato oggi per mancanza di tempo, per esempio in caso di emergenza sanitaria o di opportunità economica da cogliere. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie molte, professor Pumared, per questo quadro complesso e estremamente anche vivace. Grazie molte. E questo ci offre lo sfondo più adatto per le prossime relazioni. Il prossimo sarà Reinhard Glucksmann, che non
Ah, eccolo là. Mi Voilà. senti? Scusate, ma non ho ancora gli occhi dietro. Glucksmann che ha finito non da moltissimo, se ben ricordo, il suo dottorato all'Università di Haifa, ha prodotto Tel Aviv, ha prodotto un interessantissimo volume intitolato Venetian Shipping from the Days of Glory to Decline, da metà del 400 diciamo al fatidico 1571, e attualmente è al Shankar College of Engineering and Design e ci presenterà una relazione con un titolo estremamente, come dire, intrigante. The Commonwealth of Shipping, Venice's means of restraining a greedy industry from wrecking too many ships. Bene, dottor Glucksmann, a lei la parola. Grazie. Mi senti bene? Perfetto. Perfetto. Allora, prima di tutto mi dispiace di non essere presente di persona. Ringrazio il generoso invito dall'istituto, tuttavia ho seguito la conferenza su YouTube, è stato molto interessante finora e quindi saluto tutti i relatori. Il canale YouTube dell'istituto funziona perfettamente e colgo l'occasione di ringraziare Sebastiano Pedrocco e il resto dello staff. Insomma, prima di cominciare, è bello vederti tutti, sono passati quasi 3 anni da quando ci siamo incontrati di persona e devo dire che è per me un grande piacere vedervi stare bene. Ringrazio infine il presidente Gerardo Ortali e gli organizzatori, Ermanno Orlando, Egidio Ivetic, Oliver Schmidt e Nella Lonza per questo invito. La mia presentazione sarà in inglese, ma ho preparato un buon PowerPoint e quindi spero che tutti possano seguirlo. Sarò breve e cominciamo. So, I would like to start by drawing our attention to another recent collective endeavor. I think it is important to mention it in this context. Many of the essays are of direct relevancy to the present conference on the Commonwealth. The introduction to the book reflects on the terminology Commonwealth, thalassocracy, empire, dominion, Stato da Mar, and so forth, and the mechanisms of rules. It takes an holistic approach, and I think it's important to consider it as well. In any case, in this place, I argued that galleys, ships, and smaller vessels that were built in the Stato da Mar or in Venice were subject to a complex system of privileges, like people. Also, ships were subject to a system of privileges. But nevertheless, they all flew the San Marco and signed the flag. So, in this paper today, we will explore what means were taken to ensure safety and security at sea. Mainly, what were the mechanisms of shipping governance oltre mare? In Venice, it's easy to keep an eye on shipping, but what happens when they start to sail? And finally, the importance of safety and security at sea from a geostrategic and commercial viewpoint. So our point of departure today is an unpublished list of subordinate and Venetian merchant ships that were lost in tragic circumstances over a 70 years period, basically shipwrecked. This table, which I did not have the opportunity to publish yet, contains information on merchant ships in categories of over 180 tons, meaning big ships, important ships, that were lost in tragic circumstances.
tracing systematic instances of smaller vessels, these small Grippi and Marani and Marciliana, is of course much more problematic for the period concerned. So this record includes all instances involving shipwrecks and total loss, and cases which sea rovers, pirates, managed to capture large tonnage ships and galleys. This list includes circumstances in which vessels were stranded, plundered, or requisitioned, and that's it. All the other cases in which they were kind of recuperated later on, repaired, went back to sail, are excluded. So this is a list containing only total losses. We can see with the cross marks are wrecked, shipwrecked, others with the dot, the black dot, meaning piracy or captured by other fleets. And of course, there are always other circumstances. Now, the index suggests that the merchant marine of San Marco, including subordinate ships from Crete, Corfu, and so forth, expected to lose 1 to 3 large ships and numerous smaller vessels per year. Now, the causes of shipwrecks were mainly overloading, navigation in the winter months, and stranding at the entrance to the Port of Venice. The Port of Venice was particularly dangerous for big ships. Now, yesterday we were also talking a little bit about piracy, and I would say that outbursts of violence at sea occasionally aggravated the problems. You can see that some years, at least 4 to 5 ships were lost only due to violence at sea. Now, cosa significano questi risultati? For once, in the days of national fleets and protectionism in trade, the size and volume of the merchant marine represented in some way the volume of cargo passing. That is, if we have the size of the fleet, we can kind of guess how much cargo was passing. Anomalies, as we have seen, altered the size of the fleet drastically. In the period concerned, Venice commercial fleet in all categories of big ships above 180 tons fluctuated between 25 to 57 vessels. So shipwrecks and violence at sea were significant factors. But I won't go into details because I already did it 1 year ago. And if someone have difficulties and interest in this thing, he is welcome to write me and I will be happy to send him a copy of the book. Today, let's look at these numbers differently. So back into the graph. Despite these anomalies, large patches of time were with minimum losses and can be regarded as a relative success. If we have 1 to 3 ships, and we define that 1 to 3 ships lost every year is kind of the normal, and also other ships experience different realities. So this kind of led me to the question, what Venice had to do in order to reduce losses at sea to 3 large commercial vessels yearly. So in this way, if the extent of the catastrophes and anomalies can teach us something, it would be 1, the unpredictability and risk involved in this business is pretty high. You can see here from the year 1497, I managed to map all the trajectories, all the recorded
sailing voyages that we had this year, and all the small red points are acts of violence or shipwrecks that happened in the same year. So the extent of unpredictability and risk is big. Second, it can give us an impression of the sheer complexity of commercial shipping and the extent of involvement and coordination required by all executive authorities, Oltremare, officials in the Stato da Mar, and representatives in foreign territories. So up until the end of the 15th century, the maintenance of regular lines with the Levantine ports were regarded as the foundation of Venice's supremacy and fortune. The apparent benefits of guardships, port infrastructures, crewing, and supplies are straightforward. We also mentioned it yesterday. Now, once the ship was underway, the administration in Venice dominions overseas played a vital role in this respect. Governors, consuls, and their subordinates had the authority, or rather the obligation, to detain a ship underway if they suspected that there was a risk that the ship would fail to complete the voyage. Limiting the quota of goods or prohibiting the captain from loading any additional merchandise were common occurrences as well. In the extreme case, the captain was ordered to unload some of his cargo or risk the ship detention. So in my monograph, I demonstrated how the challenge in safeguarding navigation Oltremare demanded continual adjustment to all aspects of maritime activity. Extensive revisions of the safety regulations were introduced in the wake of any maritime catastrophe of considerable weight. It is evident that at least since mid-13th century, all vessels were marked with the waterline signs, and officials routinely inspected them in ports of call to preempt overloading or overcrowding. In addition, ships of various sizes and types were obligated to comply with a set of quotas of crew, arms and artillery, different type of rigging, standard in cordage, and so forth. Now, let's be honest here, laws would not be respected if there are no benefits. So besides enforcing safety and security regulation, it was necessary to provide ship owners with enough incentives to comply with the law. So, vessels of subordinate Venetian subjects were bound by the same sea laws and international pacts. Complying with the Serenissima's safety measures implied that the ship from Venice territories could enjoy the exclusive privileges of being part of Venice mercantile system, or we can say economic zone. What does it mean to be part of Venice mercantile system? This is an important question. So most importantly, to ensure enough freights and good freights in ports of call along the main routes connecting Venice with the dominions and the Levantine coastline. You have some security that you will find good freights, which is very important to maintain shipping lines. Similarly, agents and merchants had strong incentives to charter space on San Marco flagged ships, since the tax on their ships was considerably lower. So this is the following is an open enclosure from a standard charter contract from 1482, in which the captain Daniel Coppo guarantees the merchant that his vessel is in good condition and complies with all regulations. The said captain guarantees to give his ship in good order, fixed, tarred, armed, and rigged, according to the orders of Venice, and provide sufficient flooring for the bottom of the ship, and with this ship
to set sail, and so forth. I guess you are all familiar with this kind of formula. Venice mercantile practices encouraged the use of registered ships. That is, Venice pushed the merchants to use Venetian flagged ship. This pact includes, for example, a more straightforward and economical clearance procedure for ships and their cargoes in Venice and the dominions. Another significant benefit for Venice registered ships was that merchants and agents in the Levant and elsewhere had to prioritize these carriers over foreign ships. Streamlining loading times and thus shortening the waited ports secured a significant advantage. Merchants, on their side, were entitled to take out insurance against damage or loss only if their goods were loaded on San Marco's ships. With respect to Venetian authorities, there was no way to guarantee that foreign vessels complied with such strict safety and security standards. This was a lip service. Nevertheless, it carried significant weight when filing a claim against ship owners and third parties, and better grounds for filing a petition. So this and more perks provided incentives to comply with the safety and security standards. So two conclusions in this stage. First, safeguarding navigation oltre mare was accomplished not only by the presence of government officials, guards, functionaries, Dogana people. It was a self-governing system. Merchants and ship owners had a direct interest in keeping up with regulations. They also had a direct interest in telling on the other when he did not. Second, Venice protectionism did not wish to ban less privileged or foreign vessels from its economic zone hermetically, but just to make life more difficult for them. So at this point, I will try to go one step forward and talk about risk mitigation strategy. I hope you will be able to follow. At the macro level, minimizing the maritime disasters factor carried considerable weight in the shipping economy beyond the individual disasters. Of course, it is very sad and it is very traumatic for the life and property when we have shipwrecks and other cases of violence at sea. But for Venice maritime prestige, it is crucial to minimize them. Second, and perhaps more important, the attention given by the high authorities to the safety and security of commercial fleets marks the recognition of the value of the sea as a potential source of expanded economic growth. So in this sense, merchant galleys, the Mudar-Frauen ships, other convoys were means to guarantee a certain degree of predictability, which in turn allowed to regulate the market, fleets and fares. The Mudar and other convoys facilitated lower freight and insurance rates along the principal routes. In a series of studies, Frederick C. Lane reflects on nation protection costs and the gains from protection rents. Concerning late medieval Venice, his main point is that protection rents yielded more significant income than tributes and booty. In other words, the cost of securing shipping routes by organized violence and obtaining tariff privileges from Byzantine and in the lands of the Sultan of Egypt won the Republic a relative advantage over other nations in offering shipping services in the Eastern Mediterranean. So Venice commercial pacts signed with foreign powers guaranteed privileges tariffs
for San Marco ships and their cargoes. In addition, they settled the free and secure passage in strategic waterways. The Bosphorus, for example, it secured the safe conduct of merchant ships and protected them against war vessels and pirates. You are all familiar with this fact. So the profits of the Venetian merchants in the Levant were swelled, that means they became bigger, by fat protection rents procured from them by their government's use of naval power and mercantilism. Now, all this goes very well as long as your nation preserves this relative advantage. But what happens when this advantage starts to shrink or even annulled? In this case, you have to think of a different risk mitigation scheme. And this is where the model of the British Commonwealth of Shipping became handy for me to understand what happened after. So very briefly, until the second half of the 15th century, nearly all the spices reaching Europe from the Indian Ocean passed through the Red Sea and the lands of the Sultan of Egypt, paying him well for his protection on the way before they reached the Venetians and from there other Europeans. However, following the conquest of Constantinople in 1453, and to a further extent following the outbreak of the Ottoman-Venetian War in 1463, Venice protection costs progressively increased. Even in period of relative peace, the defensive cost of fortification, armed vessels, the organization of convoys continued to escalate. A rise in the cost of naval action opened the door for foreign competition. By 1500s, Venice maritime supremacy was no longer military or financially feasible. During the War of Cambrai, Venice treasury was so weak that it could no longer support the required reforms in shipping and trade. Nor could it effectively apply protectionism in the Levant shipping, thus preventing other actors from increasing their share in shipping trade. Likewise, the subjection to Venice became a handicap, sometimes with disastrous effect on the local shipping and economy. We can see here the recorded voyages of the Corfiot fleet in the year 1514, and it's nothing like the protectionism policies of Venice that everything has to pass by the capital. You can see that during this year they pretty much did whatever they wanted. So the extent of illegal trade to destination outside the Venetian economic zone is an example of what happens when Venice does not manage to enforce its protectionism policies. So the struggle to maintain a competitive edge in shipping in the Eastern Mediterranean in the wake of growing unpredictability in the Levant spice trade brought about the collapse of the traditional protectionist system and the advent of something else. Now, usually we associate it with a technological change from galleys to big ships, but it was much more than a technological change. Maybe it's the most conspicuous one, but it was a change of the shipping system. So the long-term outcome of the Portuguese discoveries, the campaigns in the Red Sea, and the advance of the Ottomans forced Venice to abandon its traditional role and adopt a new risk mitigation scheme that favored local colonial goods over Indian herbs and intra-dominion shipping over international ones. In this respect, again, the framework of the English Commonwealth of Shipping is a valid point of reference. At this junction, a special committee was founded to solve the crisis of the Venetian entrepot, the Cinque Savie alla Mercanzia.
Now, this Board of Trade functioned as an economic development agency that the Senate would appoint to study specific sectors of the economy and suggest reform. The new unit quickly became involved in shipping. They inquired into the complaints from persons and bodies regarding freight rates, fiscal charges, the conditions in the intra-territorial trade, and regulated the prices in the markets. Their task was to assist trade by overseeing fee-related policies in fiscal matters, clearance procedures, customs, and so forth. So, in part, the response of the Cinque Suavi to the decline in the volume of trade in the Levant was the further exploitation of the Dominion's natural resources, minerals and agricultural products. So in my monograph, I described in detail a series of reforms that were introduced slowly, with great care, by the same magistracy to pursue an intra-territorial, or indeed a commonwealth, privileges trade among islands and lands in Venetian possession. So there is no need to repeat all of this here. Some of the large-scale projects required time to mature, even decades. We don't have a smoking gun, a one-swiping decision. We are moving into a different way of shipping, but it evolved, as was the case with the extension of the salt pans in Salinas in Cyprus and the developments of cotton and sugar plantation as products on the island. So notwithstanding the lack of a single drastic statute to secure this process, the steps taken by the Board of Trade, by the Cinque Suavi, in these critical first decades of the 16th century marks a decisive change in Venice governing policy. So, supported by the majority of the senators, the Cinque Suavi was progressively moving toward liberalization of maritime transport on the one hand, and toward a commonwealth form of shipping in the other. The Stato da Mar played a key role in the new scheme by providing valid alternatives and more secure freight. The Commonwealth share in shipping went from secondary to being the dominant one, against the backdrop of a dwindling international Levantine trade. Greeks and Slavs underwent a transition from being marginal players, limited to providing only for their own cities, to playing a central role in the intra-Dominion shipping network. So after 1543, the Republic enjoyed a period of substantial growth in the volume of shipping and trade. This was largely due to the above transition in policy, a safe, relatively tax-free navigation zone, and local, colonial, agricultural products and natural resources that sustain a commonwealth of shipping. Conclusions. So, reflecting on the extent of maritime disasters, we have observed the effect, the efforts undertaken to minimize risk. This started with the clear advantages to be gained from maintaining a network of islands and ports along the main shipping lane. This is quite obvious. We discussed the challenge of preserving safety and security at sea, primarily ultramare. Now, aside from inspection, it was necessary to provide incentives to subordinate and Venetian ship owners to comply with higher standards of safety and security for the ship. So I kind of argued that it was also a self-governing system. Merchants were keeping an eye on the ship owners were keeping an eye on merchants. Zooming out, I argued that risk mitigation was an essential factor in safeguarding navigation. In this sense, protection costs and protectionist policies ensured shipping competitive edge.
As long as Venice could preserve a certain degree of supremacy, it continued to benefit from tariff privileges in the Levant. But by the early 16th century, this relative advantage has already evaporated. So a new risk mitigation strategy turns the Republic's attention inwards. Industrialization and exploitation of Dominion products became the primary engines of economic growth. And intra-territorial, or indeed commonwealth of shipping, gradually replaced international shipping. Under this new model, Venice subject had a much more significant role in shipping enterprise and trade than ever before. Thank you. Grazie. Grazie molte, dottor Glutman, per questo interessante approccio che coniuga politica, anche teoria economica, visto che entrano in gioco i principi dei costi di transazione e la storia del Mediterraneo. Molte grazie. Bene, ora è la volta del dottor Andreas Helmedach della Ruhr-Universität di Bochum, e qui passiamo come si è detto, si è accennato qui, all'esercizio della violenza dal punto di vista però non della flotta ma dell'esercito terrestre. Infatti la sua relazione è intitolata The Venetian Army and the Morea War. Grazie. Thank you very much. And I would like to thank the Istituto Veneto at first for this, and all the co-workers of it, of course, for this perfectly organized conference. Dear colleagues, the Venetian army of the 17th century has rarely been looked at as a central institution of the early modern state. One important reason of this certainly may be that the army as an institution was also weakly developed. Piero del Negro, on whose shoulders we stand when we look today at the Venetian army of the early modern period, Piero del Negro has often underlined and criticized, like many observers before him, the lack of a standing Venetian army in the second half of the 17th century. Interestingly enough, to many contemporaries, the Republic's military policy seemed quite natural, as it did to the Hanoverian ensign Johann Dietrich Zehe in his remarkable diary on the deployment of around 5,500 Hanoverian soldiers in the Stato da Mar from 1685 to 1688. Of course, Zehe, who took part in the Hanoverian mission in Greece from the first to the last day, also knew that the Venetian lords, the Herren Venezianer, did not have a powerful army of their own, yet he continues. Wherefore, with the aid of their ordinary power at sea, they hastily raised up a stately and glorious warrior people from the bravest nations. Dann hero sie mit Zuziehung ihrer gewöhnlichen Macht zur See in aller Eil ein stattliches und herrliches Kriegsvolk aus den tapfersten Nationen auf die Beine gebracht. Let us leave aside the self-praise of the Hanoverian soldier and keep in mind that another possible reason for the state of research, which despite many valuable works can still be improved, may have been the fact that the Venetian army, much more than the fleet, was a mercenary army until well into the 18th century. Most Venetian historians have taken little interest in the many foreigners, the forestieri, and the other few Venetians fighting in their midst, while historians of the mercenaries' places of origin and in and outside of Italy were often unfamiliar with the context of the soldiers' deployment. When the Venetian ruling class declared war against the Ottoman Empire in 1684,
it wanted to share in the already foreseeable success of the warring European great powers, wanted to mangiare in compagnia, as the Venetian colonel Francesco Muazzo later put it. Francesco Muazzo served in the Venetian army for at least 45 years and was an eyewitness and participant in some of the most important battles of the First Morean War. In his old age, as some of you will know, he was also a fierce critic of the Venetian ruling elite. In the following, I will occasionally rely on his judgment. Mangiare in compagnia was, of course, not the only goal the Venetian elite had. Giova più una guerra che ci conserva che una pace che ci distrugge. The well-known statement of the Savio del Consiglio Pietro Valier resonates with the wishes of the Venetian leaders, which sometimes went beyond the political rationale. As Piero del Negro reminds us, one can read in Valier's statement the conviction that only war could give meaning and unity to a patriciate that seemed to be increasingly undermined by fault lines and contrasts between rich and poor, between old and new nobility. The oligarchic leadership of the state was also concerned with maintaining the rank of the Venetian state among the European powers. Therefore, after the loss of Crete, which was considered a kingdom, it wanted to possess one kingdom again, be it Crete or even another. Needless to say, personal ambition of powerful members of the elite, such as Francesco Morosini and Girolamo Corner, also influenced the decisions. The army, however, which was the instrument of these desires and goals, functioned well on the whole in the First Morea War. Let us take a look on the structure of the army, its size, recruitment, composition, and command structure, the problems of leadership, and finally also the degree of its modernity, of course, compared to other contemporary armies, its professionalization and the effects of these structural features on performance on the battlefields both in Greece and Dalmatia. The structure of the Venetian army in Venice's Iron Century between the mid-17th century and 1718 corresponded to the typical tripartite division of armies not only of the Turkish wars of the early modern period. The armies of this epoch were normally composed firstly of a core or main army, secondly of territorial defense forces with militia-like units that were resident and rooted in the country, and thirdly of units of freedmen and irregulars. In this respect, the Venetian army resembled both the Ottoman and those of the Central and East European states and empires. Such structural parallelisms facilitated the trans-imperial mobility of soldiers between the European markets of violence and arenas of violence. Personal cross-connections to the wars, especially in Central Europe, are therefore frequent. The size of the Venetian army, without the fleet of course, in the First Morea War hardly ever exceeded 20,000 regular soldiers. Morosini went to the Morea with about 10,000 infantry and 2,000 horsemen. But I do not want to bombard you with numbers, nor do I want to go into the details of the composition of the army today, the proportion of infantry, cavalry, artillery, and units for the so-called small warfare. It should be mentioned that some of the infantry were permanently stationed on certain ships of the fleet. Together with the ship crews themselves, they formed something like a modern naval infantry, marines, which could be used, for example, for raids on Ottoman islands and coastal areas, and thus formed a counterpart to the largely irregular units for the small war on land. As in the Cretan War, the army itself consisted of I quote again Piero del Negro, it consisted of a mosaic of populi e corpi militari and was
thus quite diverse in terms of the ethnic religious composition of the soldiers. Thus, in addition to Venetians, Italiani forestieri, ultramarini, this means Croats and other southern Slavs, Albanians and Greeks, we also find Germans, Swiss, French, Spaniards, and, on closer inspection, many more. But, and this is different from the Cretan War, Morosini's army on the Morea had a solid core. It consisted of about 5,500 Hanoverians, around whom other North German Protestant regiments were grouped, such as those from Brunswick, Wolfenbüttel, Saxony, Hesse-Kassel, and others, which I will not list for you for reasons of time. Piero del Negro also pointed out that the Republic of Venice had always found it difficult to raise a sufficient field army. Venetian warfare, especially against the Ottomans, was therefore normally defensive and fortress-oriented, and thus appropriate to the situation of a small or medium-sized power. One consequence of the concentration of the available troops in the fortresses, however, was the difficulty of bringing an effective field army, an armée sur pied, into the balance. In the First Morea War, Venice hired such a field army. Incidentally, the only unusual thing about this at the time was the ratio of rented to owned troops. For a few years, the Republic was thus capable of a strategic offensive, but as would soon become apparent, also dependent on circumstances beyond its control. After the offensive army, already battered, had moved in front of Negroponte and more or less perished in the failed siege, a second phase of the Morean War began. In this phase, the Republic, which had largely run out of money and could only find a few cohesive troop units on the market, was no longer capable of major offensives. What had changed in the mercenary market? To answer this question, it is necessary to take a look at the motives of the lessers of soldiers. Hanover, officially at that time still Brunswick-Lüneburg, can serve as an example. From 1680 onwards, Duke Ernest August had undertaken a massive rearmament from 3,500 soldiers at the beginning of his reign to almost 15,000 4 years later in 1684. Such a large army could not be maintained with state funds alone, which is why Venetian money was extremely welcome to the Duke. Nevertheless, he also pursued a political goal, and that was the attainment of the electoral dignity of the Holy Roman Empire. Ernest August therefore leased further troop units to the emperor, who deployed them in Hungary against the Ottomans and in Flanders against France. In this way, Ernst August was not only able to secure the maintenance of the army, but also achieved a political gain. He gladly accepted the irregular payments from Vienna for the electoral dignity. Venice had little influence on the worsening political situation in Europe, but had made itself dependent on it by deciding to go to war. Let's move now on to the command structure and the problems of leadership. Here we find a Venetian peculiarity. The hired foreign high officers had to fit into the dual structure of leadership typical for the Venetian army. The dual leadership consisted of a nobile, a representative of the Venetian patriciate, who was ultimately entitled to make decisions alone but was normally military inexperienced, and the paid professional soldier, the condottiero, who had come from abroad and who commanded the army, but was not allowed to act alone. Depending not least on the temperament of the people involved, these dual leaderships functioned differently. I would like to give you a few examples.
Without doubt, the best known is the tandem of Francesco Morosini and Count Königsmarck. I do not need to introduce Morosini to you. The leader of the operations of the main Venetian army, 1686 to 1688, Otto Wilhelm Count von Königsmarck, came from a family of German professional soldiers. He had spent most of his life in Swedish service, but had also fought under the French and imperial flags. When he died of the plague in the Peloponnese in Modone in 1688, like many of his soldiers, he could look back on battlefields between Flanders, Pomerania, Prussia, Hungary, and Ottoman Greece. As for his collaboration with Morosini, in a letter to the Senate, he described himself with a certain understatement as Morosini's executore. Morosini and Königsmarck worked well together, but were by no means always of the same mind. Also, Morosini had the final say. He was not completely resistant to the advice of his paid war expert. However, in Francesco Muazzo's eyes, Morosini was not the main architect of his great military success. It was the well-considered leadership, prudente condotta, as Muazzo put it, of executor Königsmarck. However, the team Morosini-Königsmarck made strategic mistakes too. For instance, they went to attack Athens, although it was obvious that they would not be in the position to secure the city and its environs. Then they decided to abandon the city a few months later. Not only many soldiers had died in vain, but the Venetians had to evacuate many Athenians who feared reprisals from the Ottomans. And this is only one example. Another, less known and studied example of successful cooperation between the owner or the holder of the noble carica and the and the paid war expert is the defense of Morea, which was already under heavy pressure at the time in the last years of the First Morea War by the Proveditore Generale Alessandro Molin and the General Adam Heinrich Count of Steinau, who had a fairly similar biography to Königsmarck. In contrast, the cooperation between the Capitan General d'Armée Domenico Mocenigo and the Austrian General Sigmund Joachim Graf von Trautmannsdorf failed completely in 1692 during the landing operation on Crete before Canea. The blame for this should probably go to the eccentric and very full of himself Trautmannsdorf. And lest I give the impression that only counts from the Holy Roman Empire were parts of such tandems, another look at Dalmatia in 1686, where the army of Proveditore di Dalmazia at Albania, Girolamo Corner, was able to capture the fortress of Sin. As salaried military expert alongside Corner were the generals Alessandro Farnese, Prince of Parma and Piacenza, a brother of the reigning duke, more famous for scandals in Spanish service than for military achievements, as well as the Conte di San Polo and as Sergente Maggiore di Battaglia, the Marchese Niccolò da Borro, which was maybe the only capable soldier of this team. The colonels also included other great names from the highest Italian nobility. In any case, there was no shortage of great names in the Dalmatian army of the Republic, which certainly did not number 10,000 men, at most half of which were regular soldiers. Of course, this leadership practice was bound to lead to conflicts between nobili and professional officers. Tensions, however, could be productive. Combined with the obligatory war councils in which the leading figures were apparently able to discuss upcoming problems relatively openly, Venice military leadership practice certainly embodied Republican ideals. One only has to think of the high risk for the army and the entire state when an absolutist ruler elevated himself not only to the position of commander-in-chief in the capital, but also in the position of supreme army commander. And the best known
And of the contemporary examples is certainly Charles XII of Sweden. The functioning of the Venetian model, however, presupposes that the nobili were also prepared to accept the arguments of the professional soldiers. However, the quality of an army depends not only on the quality of its leaders, but also on the level of training of the commoners. Here I would like to take up the well-known story of Morosini's and Königsmarck's different preferences, which Del Negro also did not want to ignore about a quarter of a century ago, to the two warriors' preferences for different segments of the Venetian army. There were quite a few reasons for such different preferences. Even high officers of the 17th century liked to make themselves understood to their soldiers, and we can assume, of course, that the Westphalian Königsmarck naturally succeeded more easily with the North German Lutherans from Hanover, Brunswick, and Saxony than with Venetians, Abruzzesi, and Oltremarini, and that it was the other way around with Francesco Morosini. One could add the fact that Venice, and thus Morosini, had no legal or disciplinary authority over the foreign regiments. This remained with the respective sovereigns, some of whom were also present on the battlefield at times. This had already led to conflicts in the late phase of the Cretan War, when Morosini had been Captain General d'Armée for the first time and commander of the fortress of Candia. Del Negro incidentally confined himself exclusively to Morosini's motives. The Captain General particularly appreciated the Ultramarini. Del Negro saw behind this, as well as in the founding of the well-known Reggimento Veneto Real, Morosini's endeavor to increase the Venetian share of the army, and certainly rightly so. For Königsmarck, however, another point maybe have been much more important. At that time, the training of infantrymen was primarily focused on achieving the highest possible rate of fire. The loading of the musket was practiced again and again until every movement was perfect. The companies and battalions fired in volleys in groups. While one group fired its volley and then stepped back into the ranks, the others were busy loading to varying degrees, when stepping forward when the muskets were ready to be fired. From a tactical point of view, the coordinated, synchronized movement of large bodies of troops in the terrain was trained, as well as the safeguarding of one's own movements against the enemy cavalry by setting up simple wooden obstacles in the terrain, the so-called Spanish horsemen, or as they were usually called in Italy, the cavalli di Frisia. Both names, of course, refer to the origin of these tactical devices from the Dutch War of Independence against the Spanish. Königsmarck was particularly taken with the rate of fire of his professional soldiers and their calmness in reloading even when the Ottoman cavalry rushed in. According to Colonel Francesco Muazzo, the cavalli di Frisia were not in use in the Venetian army until the Morea War. The Ottoman cavalry did not know them either. Muazzo also reports that during lulls in the fighting, Königsmarck was constantly eager to drill with the entire army in order to raise all regiments to the training level of the advanced ones. It seems that all this is precisely what made the difference in the battle on the Morea. I will conclude and summarize my thesis, and these preliminary results are not intended to be more than thesis. The Venetian army was small compared to the other independent military powers, especially after about 1619. Incidentally, the same applies to the fleet. It consisted to a much greater extent than other armies at the end of the 17th century of foreigners. The field army that conquered the Morea was, for the most part, only hired. The Venetian army lacked, again in comparison to others, it lacked a thorough professionalization of the organization, the leadership, and also the training of the common soldiers. Although progress in this direction can be noted during the First Morea War, which can probably be attributed
to Francesco Morosini's activities. The Venetian army had considerable strength in the areas of small warfare and amphibious operations. The territorial successes it achieved, as in the Cretan War, were based not least on this. Behind the successes of the Morlacchi and similar units, however, was a conflict of goals between the rapid recruitment and mobilization of warriors from the Venetian border areas and not least the Ottoman Empire itself, on the one hand, and the building of a modern, professionalized, standing field army on the other. Apparently, only a few Venetian professional officers, not to mention the nobili, recognized this conflict of goals at the time, and one of them was Francesco Muazzo. Nevertheless, it was not the structural deficiencies of the army that brought about the failure of the Venetian expansion strategy. At the time of the Second Morea War, the army had already developed much further in the direction demanded by Francesco Muazzo in his Storia and much later implemented by Matthias Johann Count von der Schulenburg. It was no longer as dependent on foreign forces as Morosini's army had been. However, the failure of the leadership became all more obvious in this war until the Feldmaresciallo, the Field Marshal Schulenburg, saved what could be still saved. The Venetian army was small, it was too small to be able to act independently on the offensive in the long run, and thus too small for a great power. Its enlargement failed not least because of the lack of money. The obvious conclusion is that the Republic was no longer a great power. Thus, this, however, raises the question that Michele Foscarini already asked during the discussions in the elite about entering the First Morea War in 1684, and then again in his book in the early 1690s, at the end of his life, when the Venetian army, the Venetian military would still seem to be somewhat intact despite the setback at Negroponte. Namely, the question of whether the Venetian war policy of that time was at all reasonable and responsible. Thank you very much for your attention. Grazie molte, dottor Helmedach. Ha posto numerose domande cruciali sulla storia veneziana del Seicento e vedremo magari durante la discussione di affrontarne alcune. Bene, facciamo un break di 15 minuti grosso modo e poi ci rivediamo.
Why not? It depends. It's up to you. This will keep me on the edge. Ok. Piacere. Bene, continuiamo ora a parlare di guerra con la relazione del dottor Domagoj Madunic dell'Università di Zagabria, intitolata Organization, Administration and Financing of the Venetian Defensive System in Dalmatia during the War for Crete, 1645-1669, che è uno degli argomenti principali ovviamente, degli interessi del dottor Madunic. Bene, a lei la parola. Ladies and gentlemen, dear guests, first allow me to thank you for inviting me to this wonderful conference. So to begin, Venetian defensive system in Dalmatia during the War for Crete can be seen to be made of the three main components. The first one being the armed forces, the second one being the chain of fortified places stretching from the fort of Novigradi in the north all the way to the Budva in the south, and the third, the set of well-supplied repair facilities and magazines of war materials. There were three arsenals in Dalmatia at that time, the biggest one in Zara, then the second big one at the island of Hvar, and the third smaller one in Kotor. However, due to the limited amount of available time and complexity of the topic, in this presentation I will limit my focus only to the structure and organization of the Venetian army and its land forces, and financial aspect of the Republic's war effort in Dalmatian theater of operations. The other topics, such as command structure, mobilization, decision-making process, or administration of the army, I will leave for the discussion part. The heart and body of the Venetian defensive system in Dalmatia were the Republic's armed forces, the army and the navy. As is well known, the majority of the 17th century armies were national only in their name. The armed forces of all major powers, French, Spanish, Swedish, and others, were in fact conglomerates made of native and foreign recruits in varying proportions. Foreign mercenaries were an unavoidable component of all European armies of the 16th and 17th century. And the national name associated with such force only designated the state in which service they fought. Still, even for the 17th century standards, the armed forces of the Republic were one of the most mongrel of the period. Its ranks were filled with the recruits of all Christian denominations, Catholic, Lutheran, Calvinist, Orthodox, originating from all parts of the continent. French, German, Swiss, Walloon, English, Scots, and the Dutch, to name just the usual suspects, same as Italians from all parts of Peninsula, all filled the ranks of the forces of the Serenissima. Additionally, what gave a specific flavor to the Republic's military forces were its colonial troops, with their exotic outlook and armaments, recruited in the Levant and in the various parts of Stato di Mar, Albanians, Cretes, Croats, Greeks, Montenegrins, Morlaki, and even some Turks. The challenges involved with the governance of such multinational force found their way in the organizational structure of the armed forces. In addition to the standard organizational division on the foot and horse, and paid, professional mercenaries, and unpaid militia levies and various irregular troops, the Republic's land forces were also divided along the distinctive regional lines. Based on the provenience of the recruits, the Venetian army distinguished the following group of units: Italian, Ultramontani, that is Transalpine, and the Ultramarini, or the overseas. Of these three denominations, the Italian was the clearest and the most distinct. It was used for all units composed of the recruits from the Italian peninsula. The term Ultramontani was used for the units recruited from the lands beyond the Alps. The term Ultramarini, in the end, was used for the units mobilized in the overseas lands, Albania, Croatia, Dalmatia, Greece, and Levant in general. Moreover, at least in theory, units were expected to be made exclusively from the soldiers of a single ethnic group. For example, Albanian, Croatian, and Greek soldiers should not be mixed in a single unit, but were supposed to be organized in different separate units. Also, the companies of each of these major regional groups
Italiani, Ultramontani, Ultramarini, differed in size, organization, command structure, armament, and combat style. The backbone of the Republic's armed forces were companies of Italian and Transalpine infantry. Both were similar in armaments and the style of combat, but differed somewhat in their size and internal structure. Both were armed with pikes and shot in ratio of 1:2, which is de facto the European standard of the time, while the companies of Transalpine infantry were similar to the standard companies of the Imperial Army of the 30 Years' War, with a nominal strength of 200 men. The Italian companies were a little smaller, numbering between 125 and 150 men. The fighting style of these troops was the standard of the contemporary European armies, fighting in solid blocks of pike and shot, with the pikes grouped tightly in the core, providing protection to the shot deployed more loosely around it. When led by competent commanders, these troops were not just a match for the Ottomans, but were capable of defeating much larger forces in an open field. So, the Italian and Transalpine companies were not only held to be tactically the best part of the Venetian army, but they were also considered to be most trustworthy by the Venetian command. However, it may be that the units of Transalpine and Italian infantry were indeed the shield on which the defense of the province rested. These companies were not cheap toys. At its full strength of 200 men, a single company of Transalpine infantry would cost a considerable amount of roughly 1,100 ducats every month, while a company of Italian infantry at its full strength would consume 850 ducats a month. Far cheaper were the companies of Ultramarini infantry, that is, company of Croats and Albanians. Though the letter of governor generals were filled with complaints concerning the low discipline and disorderly conduct in combat of units of Croats and Albanians, still, their low cost and multiplicity of pressing affairs, a large number of the posts that has to be guarded, and especially the need to provide crews for a large number of smaller armed vessels serving in the Adriatic, at any time during this war between 20 and sometimes even 45 to 50 small boats called barche armate were serving in the Adriatic, made the use of these troops an absolute necessity. Both the structure and armament of these troops were adjusted to the condition of their service. The nominal strength of companies of Croatian and Albanian infantry was only 50 men, the number sufficient to arm all type of smaller vessels, except galeote or fuste, which required 2 of companies. Ultramarini units were armed with muskets, swords or axes, and few shorter pole arms, brandystock or partisan. The arms all well suited to the conditions of a sea service and manning of fortification walls. However, since these troops were not trained in the use of pike, they fought in much looser and less orderly formations. As such, they were extremely vulnerable to the enemy cavalry attacks. Therefore, Venetian forces meeting the Ottomans in the field was, as a rule, composed of the core of Italian and Transalpine companies, strengthened with the auxiliary Ultramarini units, which served to swell the ranks and compensate for the lack of numbers. The mounted troops of the Republic, as in other contemporary European forces, consisted of the heavy cavalry, light cavalry, and the dragoons, that is, mounted infantry. Venetian heavy cavalry was known as corazze, and corazze were equipped with a heavy armor protecting head, breast, and groin, capable of stopping a bullet, and were armed with heavy swords and pair of pistols. Due to the high cost of their equipment, especially expensive were their war mounts, these troops represented the elite part of the Venetian army. The size of these units ranged between 60 and 80 men, and with their average monthly cost of 1,000 ducats, they represented the most expensive unit in the army. In its essence, corazze were the shock troops, ideal for breaking the enemy ranks. The combat style employed by these units were a well-known caracole. However, they were also no strangers to bolder tactics, like the Swedes, of charging directly into the enemy with drawn swords. The ability of these heavy troops to charge into and crush the lightly armored enemy gave the Venetian forces a significant tactical advantage when confronting the Ottomans in an open field. The combat value of these troops, when amassed together in solid numbers, was best demonstrated during the siege of Klis in 1648. Almost all eyewitness accounts agree that it was the charge of the regiment of corazze at the enemy flank that broke the ranks of the Ottoman army, attempting to relieve the besieged fortress. Gradual shift in the Venetian strategy in Dalmatia from active defense toward a strictly passive defense
which took place between 1651 and 1654, also changed the role of the cavalry in this battlefield. As the Venetian forces were confined to the defense of towns and restrained from engaging the enemy in an open field, the need to maintain a large number of these very expensive troops ceased. The role of the cavalry shifted to policing the countryside and reconnaissance missions or skirmishing with the smaller Ottoman raids. More fitting to this new role were the companies of far cheaper units of the light cavalry, Carabini and Cappelletti. Cappelletti were the 17th century descendants of Venetian mountain troops from the previous centuries, known under the name of Stradiotti. Cappelletti did not wear heavy breast armor, but were protected only by leather jackets and steel helmets, from which they drew their name. By the time of the war for Crete, these troops abandoned the lance and adopted the use of firearms, arquebuses and pistols. Additionally, these troops were also armed with a heavy curved sword, known as schiavona, which became their trademark. Companies of Carabini wore similar equipment as Cappelletti, but with no mandatory steel helmet, and instead of a heavy schiavona sword, they wore lighter ones. The main weapon was carabine, a willock arquebus from which they derived their name. These troops left no such distinguishable records of their military prowess as the regiment of Transalpine Corazze during the siege of Klis, yet there was the hard daily work of guarding the frontier and confronting smaller Ottoman raids. In addition to these regular troops, the Republic could also count on a few thousand local irregulars, units of Dalmatian militia and the Morlacchi, ex-Ottoman Christian subjects who in thousands fled to the Venetian side in the first years of the war. At the start of the war, Dalmatia had a fully organized system of local militia called Cernide. At least on paper, the strength of these territorial units was an impressive figure of some 9,000 men. However, the role of militia in defense of the province remained quite limited. The reason for this were twofold. In the first place, militia troops were very, very hard to deploy outside of their home areas. Secondly, 1649-1650 plague epidemic and ceaseless Ottoman raids caused heavy depopulation of the town districts. The disappearance of the native population in an area also spelled the end of the existence of organized militia. The most heavily depopulated were the central Dalmatian districts, those of Šibenik and Zara. There, due to the population loss, the entire countryside was practically left in the hands of the newly arrived Morlacchi. With the demise of territorial militia, it was the Morlacchi who took over the burden of defending the countryside and constituted the first line of defense of the province for the larger part of this war. The integration of the thousands of Morlacchi into Venetian defensive system in Dalmatia during the war was no small feat. It was done along the lines of the model of the military frontier, a model at that time already successfully implemented on both sides of the Habsburg-Ottoman border to the north. The key feature of this defensive doctrine was that in size on the exclusive reliance on an expensive units of regular army, a large number of irregular troops would be employed, who in exchange for land and small subsidies in grain and money performed various military services, ranging from guard duties to raids deep inside enemy territory. In the Venetian application of this doctrine, only the major key fortifications were garrisoned with the contingents of the regular army, preferably by Italian and Transalpine troops, while the rest of the borderlands was entrusted to the Morlacchi irregulars. With this survey of the Venetian forces deployed to Dalmatian battlefield concluded, now it's time to look at some actual figures. The following slide gives an overview of the Venetian military commitment in Dalmatia during the war. The red line represents the number of soldiers serving as the companies of Barche Armate, that would be Albanese and Croati. The yellow one is the number of the regular paid troops deployed to the province, while the green one represents the total number of troops available to the Proveditore Generale in Dalmatia, including paid troops and the irregular ones. There are two key notes to be taken from this graph. The first one concerns this line at the middle of the graph at the number of 4,000. So 4,000 people was by Venetian capi di guerra, military experts in the service of the Republic, deemed to be the minimum number of troops necessary to defend the province
in case of a formal Ottoman attack, with two caveats. The first one, that the attack would be concentrated only on one fortified place at a time, not simultaneously on two. And the second one, the most important, that Venice would preserve the control of the sea lanes and that the reinforcement and supplies could be rushed to the besieged city. Both of these conditions were met through the entire war. Never the Ottomans attacked two coastal times at the same time. The initiative to attack Kotor and Spalato in 1657 at the same time failed miserably. So, as it can be seen following the green line, the Republic always listened through the entire war. Republic basically listened to the advice of its military advisors, and the number of regular troops never fell below 4,000. The other interesting thing that can be seen from this graph is that the biggest army deployed to the Dalmatian battlefield was not in the 1648 or 1647, which were the years of the greatest military successes, but that of the 1657. So what is also seen here is that as the war progressed, the quality of the army was deteriorating. The army of 1648, of almost 9,000 people, they are all regular paid troops. That is the time when Venice deployed the best troops in Dalmatia. But as we can see in the 1657-58, these almost 9,500 troops, more than 3,500 of them were militia and various auxiliaries, and the Republic was really that year scraping the bottom just to fill the ranks to defend the province in 1657. And this trend continued almost until the end of the war. We see some glitches in the graph, of major deployments in 1663 and so on. But what is important to note is that the quality of the army changed very, very much to the worst as the war progressed. The Republic's governor-generals in Dalmatia, like any other early modern military commanders, were acutely aware of the importance of not only having an army, but also being able to maintain it with adequate provisions of ammunition, food, and above all, money. One of the most common themes found in the letters of the governor-generals from the years of war for Crete is that of the total lack of money and food, accompanied by the pleas that the intolerable burden of their service be eased by the swift transfer of these provisions. To meet the extraordinary costs of war, upgrading existing fortification, constructing new ones, and above all, maintaining the army of some 10,000 men, the provincial treasury required larger sum of money, and those all had to be shipped from Venice. The following graph provides the account of year-by-year money shipments from Venice to Dalmatia. This graph nicely demonstrates the shifts in the strategic focus of the Venetian High Command between the Dalmatian and the Aegean battlefields, and how it had to juggle with the limited resources at its disposal. In the first years of war, due to the threat that with the loss of Dalmatia, the Republic would be closed in the Adriatic and the war would practically be over, there is a visible steady increase in shipment of money to Dalmatia, culminating with the year 1648, the year of the greatest Venetian military successes in this battlefield, when it reached an amount of more than 410,000 ducats. On the other hand, there is also a visible depression in the period from 1654 to 1657, which overlaps with the culmination of the battles in the Dardanelles, so famous four battles, naval battles in the Dardanelles, when the Republic shifted majority of the resources to the fleet in an attempt to, by blockading the Constantinople, kick out the Ottomans out of the war. Then, Ottoman shifts of focus to Dalmatia from 1657 is also reflected by the sharp increase in Republic spendings in Dalmatia for the year of 1658, when it reached 211,000 ducats, amount that has not been seen by any Proveditore Generale after Leonardo Foscolo for quite some time. And then there is also a sharp increase in 1665, when the Republic attempted a less campaign in this battlefield with some planning attempt to capture Ulcin or some other port in the Albanian coast. All in all, in the course of the war, the Republic transported some 4.2 million ducats to Dalmatia, the larger part of which was consumed by the soldiers and personnel wages and stipends.
with another much smaller parts going to the fortification projects. However, the sums sent by Venice to Dalmatia were far from enough to cover the full costs of the war. The shipments of coin reaching Dalmatia were on the average sufficient to cover just between 30 to 50% of the operational cost, that is just enough to keep the army alive and at some level of combat readiness. Final financial account of the mandate of the Governor-General Leonardo Foscolo, who directed the Venetian war effort in Dalmatia in the first crucial years between 1646 and 1650, best illustrates how critically lacking were the funds of the provincial treasury. Though the reign of Governor-General Foscolo was marked by a series of an impressive military successes, from the financial point of view, it was quite the opposite. The province was flooded with a multitude of credit notes and paper money, with the credit of the army reaching almost 700,000 ducats, with further 55,000 ducats due to private creditors. To understand how the Republic was able to financially meet the burden of this prolonged war, stretching over more than 2 decades, we need to examine its monetary policies and financial instruments at its disposal. The first of these was imprestito, or loans from private persons or communities. How much these loans were voluntary and how much was compulsory in the time of war is open to a debate. Nevertheless, this was an instrument frequently used by governor-generals in order to overcome the problem of cash flow and to somehow bridge the gap while the new shipment of money would arrive from Venice. The years of Leonardo Foscolo rule in Dalmatia clearly showed that the Republic is unable to meet the demands of paying of the cost of war in full, that something needs to be changed, that some reform in payment of the troop is necessary. And so it came that the greatest change in Venetian military administration occurred in 1655 during the reign of Gerolamo Foscarini, who introduced the practice of payments of military wages through a system of subsidies known as terzo. This policy was a common practice of all contemporary European armies. In short, instead of being paid full wage every month, soldiers were every 10 days paid a smaller subsidy known as terzo, complemented with a regular distribution of food provisions that would be either bread or a hardtack. So as you can see from the slides here, a regular foot soldier, instead of receiving 30 lire every month, would receive only 12 lire in 3 installments. Similarly, a trooper serving in the cavalry would be given 30 lire in 3 installments instead of between 60 and 93. All officers, capi di guerra, engineers, and high-ranking persons would be given only 1/2 of their stipend on the first day of the month. By application of this policy, the Republic was able to cut its operational expenses by 50 to 60%, with the rest converted to debt and paid either with the letters of credit or in Venice sometimes in future. Finally, the last financial instrument at the disposal of the Republic that need to be discussed here was the manipulation with the exchange rates. The complexity of early modern monetary systems are far beyond the scope of this presentation, yet a few remarks concerning the currencies in circulation and the monetary system of the Venetian republics are necessary. In the 17th century, the term ducat did not refer to an actual coin, but rather to the money of account, that is the monetary unit used for bookkeeping and accounting. In the middle of the 17th century, 1 ducat of account was worth 6 lire and 4 soldi of account, and 1 lire consisted of 20 soldi. In addition to its own coin of good quality called zecchino, or ducato di oro, the Republic was also flooded with other foreign coins, both gold and silver ones, such as doppia, scudo, or reali, of lower qualities. These were used extensively for everyday life consumption, and in case of silver coins, for trade with the Ottoman Empire. Due to scarcity of hard cash in Dalmatia, or for that matter in other parts of Stato di Mar, the coins had a greater value in overseas provinces than in Venice. This different rate, according which they were converted to the money of account, was known as moneta di provincia or corso di provincia. The following table shows the movement of
exchange rates for the major currencies in Venice and in Dalmatia during the war for Crete. So, as can be seen from this table, the most profitable currency for use in Dalmatia was the Republic's own zecchino. With a difference of 25% in the exchange rate between Venice and Dalmatia, zecchino was in the first years of the war matched only by silver real and ongar. Yet, by May 1654, the value of zecchino in Dalmatia rose from 20 lire to 21 lire and 10 soldi. Consequently, the profit that could be extracted from this currency rose from 25 to almost 35%. Simply put, coins worth 10,000 ducats in Venice would be worth almost 13,500 ducats when shipped and spent in Dalmatia. This made use of zecchino for payments in Dalmatia the most sensible practice, and whenever possible, the shipment of coins to Dalmatia consisted of this currency. Why is this important? Because all the military contracts between the Republic and military personnel stipulated that the salary was to be paid in moneta di provincia, that is, according to the exchange rate of the place of service. As a consequence of implementation of these policies, the Republic was able to significantly reduce the operational cost of maintaining its armed forces by transferring the part of the cost to the military itself. To conclude, the figure of 126 million ducat is usually given as the realistic estimates of the total cost of the war for Crete, with the annual spending of approximately 5 million ducats. However, as this paper has shown, the answer to a simple question, how high was the cost of Venetian military commitment in Dalmatia, is rather hard to answer. The best we can do is to attempt to provide an educated guess. If one take the amount of 4.2 million of ducats shipped to Dalmatia to represent an estimate of 30 to 40% of the operational cost of the Venetian war effort, that is, the cost of the army wages, cost of the fortification projects, and expenses of conducting field operations, all items that had to be paid either in full or at least in part in Dalmatia, we arrive at the amount of some 11 to 14 million ducats as the estimates of the operational war costs in Dalmatia. Yet, this figure does not cover the cost of war provisions brought and sent from Venice, such as gunpowder, ammunition, and stocks of arms kept in magazines and replenished every year, nor does it take into account costs of construction and maintenance of several dozen of smaller warships called barche armate, or small squadron of galleys, 3 to 12 of them, that served in the Adriatic. Finally, what is also missing is the cost of literally of hundreds of tons of construction materials, nails, planks, lime, mortar, explosive, unaccounted quantities of iron tools. Practically everything except stone, which could be found in evidence locally, had to be shipped to the construction sites in Dalmatia from Venice. When these additional expenses are taken into account, the figure would probably, most certainly actually, rise closer to amount of the 20 million of ducats. Thank you very much for your attention. Grazie, dottor Madunic, per questa estremamente interessante visione degli aspetti finanziari della guerra, che va a affiancarsi alla precedente relazione sull'efficienza o meno dell'esercito terrestre tenuta dal dottor Helmetach. Ed ora torniamo all'argomento reti informative, eccetera, con la relazione del dottor Michele Santoro, che è un dottorando dell'università, della nostra università, Ca' Foscari. La relazione, no, anche la tesi, è intitolata Reti clientelari e trasmissione di informazioni, le bocche di Cattaro tra Venezia, Roma e Costantinopoli, 1573-1645. Prego. Bene, grazie mille. E intanto, dato che mi tocca chiudere questa occasione di oggi, volevo ringraziare l'istituto, il comitato scientifico organizzatore che ha accettato il mio contributo, che è ancora una ricerca in corso, però
avevamo già dei risultati soddisfacenti, insomma, per cominciare a parlarne. Grazie mille. Allora, il caso di cui parleremo oggi è quello dello sviluppo del sistema di corrispondenza tra Venezia e il Levante, un fattore che garantì alla Serenissima un monopolio di cruciale importanza di fronte alle corti europee e che con l'avanzata ottomana rese Venezia il privilegiato canale per ottenere informazioni sul sultano. Durante il Cinquecento, lo sappiamo bene, no? L'Europa è affamata di notizie sui turchi e sulle loro offensive, informazioni sui disegni del re di Francia o di Spagna in guerra per l'egemonia in Italia, sui viaggi in Africa, nelle Indie e sulle coste di questo nuovo sconosciuto continente, no? L'America. Da questo grande fondaco di notizie che è Venezia attingono proprio tutti, e in particolar modo ne attinge Venezia stessa, che trasmette ai suoi ambasciatori sommari di avvisi da comunicare ai rispettivi sovrani, talvolta investendo capitali davvero importanti per mantenere questo vantaggio. Tutto ciò infatti era reso possibile da un complesso meccanismo che si diramava attraverso una rete di informatori, provvisionati e sovrintendenti, legati insieme prevalentemente da rapporti clientelari, perché tendenzialmente, almeno fino al Cinquecento, no, i dispacci da Levante venivano di regola consegnati da corrieri, insomma, indipendenti che venivano reclutati al bisogno, oppure spesso le lettere venivano affidate ai mercanti che le trasportavano fino a destinazione. Diversamente dalla corrispondenza in terraferma, dove già dal 300 esiste una vera e propria compagnia, in questo caso di corrieri, e per la via di Fiandra, lo sappiamo bene, la sovrintendenza di dispacci era legata saldamente alla famiglia Turnum Taxis, nel dominio marittimo veneziano, nel Commonwealth, le lettere pubbliche cominciano ad essere spedite regolarmente con un servizio stabile soltanto dalla prima metà del Cinquecento. L'analisi che quindi vi propongo oggi mira a indagare lo sviluppo di questo sistema, in particolare della via postale di Cattaro, che a partire dal 1535 diventa il principale centro di smistamento della corrispondenza da Costantinopoli. Il flusso di avvisi che giunge a Cattaro suggeriva la possibilità di investimenti e ispirazioni mercantili efficaci. L'abbiamo visto che potevano essere garantiti da sistemi di prestito in questa zona a terzaria, con esenzioni quasi esclusive rispetto ad altre città in Dalmazia. Alcuni nobili, invece, preferirono investire direttamente in questo mercato delle notizie, ed è questo il caso particolare di 3 famiglie cattarine di cui parleremo oggi: Drago, Zaguri e Bolizza, che a partire dalla prima metà del Cinquecento costruirono sulla spedizione tra le 2 capitali la loro fortuna. Il ruolo di Cattaro all'interno del sistema postale veneziano da Levante è un dato ormai noto agli studiosi che si sono confrontati, pubblicato nel 2000 a Prato, ai contributi di Eric Darsteller, di Adriano Cattani, ma tendenzialmente in queste letture mi sembrava che il Cinquecento era stato un po' messo da parte ed è stato ancora scritto poco, insomma, sull'apparato istituzionale dietro questo servizio. Per esempio, come venivano assegnati questi incarichi e da quale istituzione, quanto duravano, in cosa consistevano e ancora esisteva un collegamento tra il carico di dispacci e il coordinamento dell'attività spionistica veneziana in Levante. Tra i fondi dell'archivio di Zara, Cattaro e Venezia cominciai allora a ricostruire le tappe dello sviluppo del sistema di corrispondenza, partendo dai dispacci dei provveditori e dal bailo a Costantinopoli, sulla quale figura magari spendiamo qualche parola. L'istituzione del bailaggio a Costantinopoli infatti risale all'incirca al 1268 e aveva la caratteristica di una vera e propria ambasciata permanente, anticipando addirittura di quasi 2 secoli la diffusione di questa istituzione presso tutte le altre corti europee. Finché, insomma, l'unico ambasciatore residente a Costantinopoli fu quello della Repubblica, Venezia fu il canale privilegiato attraverso il quale era possibile ottenere informazioni politiche e commerciali dal Levante sin dal dominio bizantino. Durante il dominio ottomano, attraverso il Palazzo del Bailo, potevano passare i dispacci diretti agli ambasciatori francesi, austriaci e nel 600 anche le lettere per gli ambasciatori inglesi, fino alla creazione di un sistema consolare radicalizzato nel Mediterraneo. Ma vediamo un attimo. A capo del coordinamento dei dispacci, a partire dal 1535, c'è Trifone Drago. È un nobile cattarino discendente da una delle famiglie più importanti della vecchia nobiltà serba di Cattaro, che il 28 gennaio ottiene l'incarico dal Senato di Venezia. Fa un contratto. Nel documento stipulato con Trifone si fissava il numero dei corrieri da tenere permanentemente a disposizione delle necessità e la loro ricompensa, sia quando erano impegnati in viaggio, sia quando si trovavano momentaneamente fermi a Costantinopoli in attesa dei dispacci.
Veniva anche regolato il trasporto via mare, in cui si stabiliva sia il numero delle imbarcazioni che dei membri dell'equipaggio per ogni brigantino postale. La rotta da Venezia fino alle Bocche di Cattaro veniva percorsa via mare e durava dai 12 ai 18 giorni in base alle stagioni. Le lettere di Stato andavano da Costantinopoli passando per Edirne verso Skopje fino a Cattaro in una ventina di giorni e dalla baia di Cattaro i dispacci partivano per il mare aperto a bordo di fregate piccole o a volte dei brigantini che avrebbero fatto rotta verso Zara, ma sappiamo che passavano spesso anche da Ragusa. Chiaramente le più intense stagioni dello spionaggio veneziano in Levante si registrano durante i principali conflitti del Cinquecento e del Seicento, molto spesso però anche durante gli anni considerati pacifici, no? Tra l'impero ottomano e Venezia, ritroviamo invece un'attività costante di monitoraggio della corrispondenza. Infatti tra il 1573 e il 1645, ossia tra la fine della guerra di Cipro e l'inizio della guerra di Candia, abbiamo circa 70 anni di tregua più che di pace tra Venezia e l'impero ottomano, e lo vediamo soprattutto durante la guerra contro gli Uscocchi, per esempio, o nell'estate del 1638, quando, durante la crisi dei Barbareschi di Valona. Ma torniamo al Cinquecento. Insomma, già dai primi anni in cui Cattaro si ritrova coinvolta in questa attività, durante la breve guerra, per esempio, del 1538-40, culminata con la sconfitta della Prevesa, si registra nei dispacci dei provveditori al Senato un'intensificazione di avvisi da Cattaro e da Ragusa. Anche l'attività spionistica naturalmente riprende vigore. Proprio da Cattaro, nel novembre del 1537, il rettore viene sollecitato a reclutare informatori che sorvegliano i movimenti delle armate turche dal Montenegro, dai Sangiacati in Albania e nella stessa Costantinopoli. Nel 1538 da Cattaro partono poi effettivamente per la capitale ottomana ben 3 esploratori, tra cui anche alcuni banditi. Da Ragusa giungono al provveditore generale in Dalmazia avvisi da Luca Drago e Zuanne Bolizza, il nostro capitano su cui torneremo dopo, 2 nobili cattarini che lavorano per conto di Trifone Drago e che in questi anni danno informazioni sui movimenti della flotta turca nell'Adriatico, no? Di Barbarossa, alla ricerca di Andrea Doria e rendicontano una dettagliatissima descrizione dello svolgimento dei preparativi del Barbarossa per la presa di Castelnuovo, in quel momento difesa da una guarnigione spagnola. Il costo di questo tipo di notizie per Venezia sappiamo che era piuttosto alto. Per ogni spazio, che sono poi i plichi, venivano corrisposti circa 20 ducati da lire 6, soldi 4 per ducato, come vedevamo poc'anzi nella presentazione, no? Per i mesi estivi, ossia da marzo a settembre, mentre durante i mesi invernali il compenso arrivava anche a 25 ducati. I brigantini avevano un equipaggio di 8 uomini, le spese di bocca dei marinai in viaggio per Venezia erano a carico della signoria, mentre ai portalettere in viaggio per Costantinopoli venivano corrisposti da Trifone Drago, 15 taleri a viaggio durante i mesi invernali e 20 per i mesi estivi. Giunti nella capitale ottomana sarebbero stati invece affidate le cure del Palazzo del Bailo, dove risiedevano e dove svolgevano anche altri compiti per l'ambasciatore, dai portantini alla cucina. Dai pagamenti registrati nei mandati al Camerlengo del Consiglio dei 10 risulta effettivamente che a partire dal 1535 vengono corrisposti a Trifone Drago fino a 70 ducati mensilmente per i dispacci provenienti da Venezia. Qui lo vediamo, arriviamo anche a quote di 116 ducati e insomma il costo era abbastanza alto e i pagamenti cominciano ad essere corrisposti a partire dal 1543 anche nei confronti di Luca Drago e Girolamo Zaguri, commesso insieme a Giovanni Bolizza per Trifone Drago. Ma che cosa era successo? Molto probabilmente l'accesso privilegiato al canale informativo di Venezia suggerì a Trifone Drago di sfruttare questo vantaggio per estendere il suo network commerciale con investimenti sicuri dai territori arciducali della Puglia, Trani, fino a Skopje. Dalle fonti emerge inoltre che l'attività mercantile di Trifone coinvolgesse talvolta anche le stesse imbarcazioni messe a disposizione per il servizio postale, provocando nella ricezione dei dispacci non pochi ritardi. In una lettera del 18 dicembre 1553 il magistrato sopra la sanità sottolineava per esempio l'inaffidabilità di questo servizio e il contrabbando delle merci sui brigantini postali. Dice: intendemo, e certo con molestia nostra grandissima, che sui brigantini che sono da voi esperiti con lettere nostre che vengono da Costantinopoli sono caricate molte robe, molte mercanzie da essere condotte in questa città nostra, il che causa che il più delle volte detti brigantini tardano molti giorni a venire di qui.
Potremmo quindi dire che l'intensificazione dell'attività mercantile della famiglia Drago nelle principali piazze adriatiche come Trani, Ancona, Ragusa costrinse in qualche modo il nostro sovrintendente al carico dei dispacci a fare affidamento su dei commessi che coordinassero per lui l'attività di monitoraggio delle notizie e il carico dei dispacci. La scelta di queste persone non fu affatto casuale. Trifone fece in principio affidamento su un suo familiare, Luca Drago, e su un altro membro stimato della cittadina di Cattaro, insomma Girolamo Zaguri, il cui omonimo nonno era legato per matrimonio con Antonia, la figlia del signore della Z, Giura Zrnojevic, per il quale inizialmente apparentemente stampava libri liturgici in cirillico. Il fratello maggiore di Girolamo, Trifone Zaguri, aveva invece cominciato già giovanissimo una promettente carriera tra le fila marciane come vice collaterale Zara, che era un ufficio che consisteva fondamentalmente nell'istruire i soldati al confine e che garantiva una grande libertà di azione nei processi di mediazione dei conflitti con le autorità ottomane. La possibilità di agire diplomaticamente al confine nei processi di mediazione sembrerebbe infatti essere stata una caratteristica molto importante anche per garantire due aspetti fondamentali nel coordinamento della corrispondenza. In primo luogo, la possibilità di recuperare i dispacci quando questi venivano sottratti dalle autorità ottomane, dai sangiacchi o dai banditi talvolta. In secondo luogo, il sovrintendente doveva necessariamente affidarsi ad una rete di amicizie. Il dottor Marco Romio, insomma, ne ha esposte alcune nello scorso appuntamento, e doveva quindi necessariamente affidarsi a una rete di amicizie all'interno del territorio che servivano a garantire la sicurezza dei corrieri e talvolta anche la raccolta di informazioni. Trifone Drago, per questi incarichi, si affidava a Girolamo e Trifone Zaguri, che vantavano alle spalle una piuttosto maturata ormai esperienza nel campo diplomatico. Trifone Drago, consapevole probabilmente dell'importanza del servizio che svolgeva per la Repubblica, aveva cominciato a riscuotere ben 33 ducati per spazio, ben 7 ducati in più, e così a partire dal 9 maggio 1551 il carico delle lettere di Costantinopoli viene affidato a un altro sovrintendente, Girolamo Zaguri, che approfittò del malcontento del Senato e si propose come candidato chiedendo un prezzo più ragionevole per le notizie. Girolamo, insomma, soppiantò Trifone Drago in questo lucrosissimo ufficio e a Cattaro le tensioni tra queste famiglie cominciarono a farsi più intense. Il 5 luglio del 1559 si presentano a Venezia Benedetto Bolizza e Trifone Bucchia in qualità di ambasciatori di Cattaro per denunciare ai capi del Consiglio dei Dieci le aggressioni fatte dai fratelli Drago nei loro confronti. Dice: sono molti anni che il suddetto Camillo Drago, figlio di Trifone, si nutrisce di offendere e far offendere e ammazzare i vostri fidelissimi sudditi, e questo col mezzo di suoi denari acquistati dai loro padri, e prima da poi che fu morto Trifon Drago, loro zio, loro barba, e quale aveva carico di espedire le fregate con lettere della illustrissima signoria per Costantinopoli con utile dei ducati 33 per spazio, fu dato detto carico a Gerolimo Zaguri, il quale si offerte di servir per ducati 25 per spazio, del che esso Camillo, sdegnatosi contro esso Zaguri per tal sua offerta e servitù, macchinò molti anni di far ammazzare esso Zaguri, siccome si pareva con testimoni e lettere scritte in enigma. Adesso potremmo continuare con tutte le accuse formulate al capi del Consiglio dei Dieci, ma insomma quello che vediamo è che evidentemente conoscono bene sia i Drago che gli accusatori, e naturalmente una supplica, quindi ne parlavamo anche l'altro giorno sulle suppliche, una rappresentazione funzionale, ma in questo caso efficace, perché emerge chiaramente il movente delle accuse degli ambasciatori, ossia l'esclusione degli eredi di Trifone Drago da questo ufficio dei dispacci. E si denotano appunto due fazioni che mettono in pericolo non solo Girolamo Zaguri, ma l'ordine pubblico di Cattaro. E lo vediamo nel 1566, quando i figli di Trifone Drago, Girolamo e Bernardo, vengono banditi per l'omicidio di Niccolò Chiurco, che è un cittadino di Cattaro di origine perestina, che da qualche tempo prima aveva difeso davanti alla cancelleria del comune una lite civile alle ragioni di Antonio Bolizza, che allora lavorava come commesso per Girolamo Zaguri, contro i fratelli Drago, insomma. La causa di questo caso fu demandata al Collegio dei Giuristi di Verona, i quali avevano dato ragione a Niccolò, che tuttavia qualche settimana dopo venne accoltellato senza pietà da entrambi i fratelli sugli scalini del sagrato della chiesa di San Trifone. Girolamo Zaguri intanto coordinava il scarico dei dispacci e lo coordinò fino alla sua morte intorno al 1569, quando Vincenzo Zaguri ereditò ufficialmente l'ufficio di suo padre, per il quale riceveva un compenso di circa 250 ducati l'anno, oltre al costo dei dispacci.
In una lettera indirizzata al rettore di Cattaro, poco dopo la morte del nostro fedelissimo Girolamo, il Consiglio dei 10 delibera infatti che essi fratelli siano talmente remunerati che possano continuare con maggior loro soddisfazione di servire al meglio nel servizio di essa, Signoria nostra. In questi anni, oltre a Costantinopoli e i domini ottomani, un altro noto mercato delle notizie era Ragusa, impegnato in una difficile neutralità tra ottomani e cattolici. Da Ragusa, il mercante sefardita David Passy, nel 1569 era stato tra i primi a sapere di un imminente conflitto da Costantinopoli. In previsione dell'imminente conflitto, infatti, nel marzo 1570 il Consiglio dei 10 si affretta a rinforzare i propri servizi segreti nell'impero ottomano, revocando bandi e concedendo salvacondotti a molti banditi in Dalmazia disposti a diventare esploratori. Da Ancona, Benedetto Bolizza viene convinto per 500 ducati ad andare a Ragusa, dove insieme a David Passy opera anche l'ormai anziano Trifone Zaguri, che nel 1571 già lamentava al Consiglio dei 10 le gravi spese sostenute per intelligenze nel paese turchesco. Per tutta la durata della guerra e nei successivi anni, Passy continua la sua attività di informatore e talvolta cura l'inoltro di dispacci di avvisi da Costantinopoli. Ma nel 1585 però gli inquisitori di Stato si interesseranno alla sua corrispondenza, sospettando la sua complicità con la Spagna e con il sultano. Durante la guerra i principali corrispondenze o commessi di Vincenzo Zaguri furono Antonio Marino e il capitano Zuanne Bolizza. Durante il conflitto di Cipro, Marino Bolizza si occupò principalmente dell'intercettazione delle lettere dirette a Costantinopoli tra i sangiacchi ottomani di Scuteri e nel Montenegro. Negli stessi anni, suo figlio, Michele, era partito venturiero su una galea da Cattaro. Fu assalito in mare dalle fuste barbaresche e fu prima spettatore dell'uccisione dei suoi compagni e successivamente, con 11 feriti, apparentemente fu condotto come schiavo a Costantinopoli. Dopo 5 anni riuscì a liberarsi e scoprì un complotto ordito da alcuni soldati disertori alla quale diede la caccia in territorio ottomano e a cui diede, cito, il meritato e ultimo supplizio. Durante il conflitto, la garanzia di uno stabile servizio di comunicazione con i rettori, i provveditori e tra gli informatori nei territori ottomani rappresentava sicuramente un vantaggio per Venezia. Alcuni anni dopo la guerra, nel 1578, gli eredi di Girolamo Zaguri rinunciarono però a questo incarico e si trasferirono a Venezia, dove nel 1646 poi otterranno il titolo di cittadini originari e andranno a vivere nello stesso palazzo che alla fine del 400 aveva ospitato per un lungo periodo Giura Czernojevic, che è oggi appunto il Palazzo Zaguri. L'incarico di coordinamento della corrispondenza fu affidato allora al capitano Zuanne Bolizza e ai suoi fratelli. Giovanni aveva servito come soldato per 13 anni sotto il comandante di Cattaro, Giovanni Snati, e insieme a suo fratello Trifone aveva prestato servizio per 5 anni in Friuli come comandante sotto Giulio Savorgnan. Dal 1552, vediamo la rete anche clientelare delle persone che conoscono anche in terraferma. Dal 1552 aveva cominciato a lavorare come commesso per Girolamo Zaguri e non c'erano state occasioni in cui non fosse intervenuto personalmente con i sangiacchi per recuperare le lettere quando venivano sottratte. In quanto vice collaterale, Giovanni aveva una mobilità molto estesa anche tra i confini ottomani e spesso, insieme a suo fratello Vincenzo, viene coinvolto in operazioni segrete della Repubblica, come quella del 26 aprile del 1591, quando Lorenzo Bernardo si imbarca dal Lido di Venezia per Costantinopoli con la missione di arrestare il bailo Girolamo Lippomano, accusato di alto tradimento per aver dato avvisi a principi stranieri. In questo caso Lorenzo Bernardo arrivò a Cattaro, dove incontra Giovanni Bolizza, che organizzò segretamente il trasporto del diplomatico ad Alessio, dove si trovava suo fratello Vincenzo Bolizza, che riuscì a garantire un passaggio sicuro fino a Costantinopoli sotto la protezione della Gadi Dulcigno e una scorta di giannizzeri. Tra il 1593 e il 97 i fratelli Bolizza partecipano inoltre insieme al dragomanno Zanesin Salvago ai negoziati per il recupero della galea Gradenica, che era una galea che era stata sequestrata da alcuni corsari barbareschi da Dulcigno con a bordo, purtroppo per loro, il conte di Sebenico e due suoi figli. Alcuni membri della famiglia Bolizza viaggiarono per le corti italiane e come altri cattarini frequentarono addirittura gli studi padovani. Tra di essi, alcuni di loro ebbero anche una discreta carriera, come Nicolò, che fu appunto rettore dello studio dei giuristi di Padova e autore nel 1596 di un'orazione al doge Marino Grimani. Anche il figlio di Michele Bolizza, lo stesso che era stato imprigionato durante la guerra di Cipro, che si chiamava Mariano, nel 1599 frequentava lo studio di Padova, ma lo sappiamo principalmente perché in quell'anno fu bandito dai signori di notte al criminale perché aveva dato una coltellata in un occhio a un certo Simone Bigoni.
Vabbè, nonostante ciò, bandito da Venezia, ritorna a Cattaro, comincia a lavorare come commesso per suo zio e nel 1605 ottiene un salvacondotto di 50 anni dal Consiglio dei 10 che gli permette di muoversi di nuovo liberamente. E nei successivi 5 anni Mariano divenne il principale referente dell'elettore di Cattaro per il recupero degli spacci e per le trattative in territorio ottomano, insieme poi a suo nipote Francesco Bolizza. Nel 1614 presentò addirittura una dettagliatissima e famosa ormai relazione del San Giaccato di Scutari che è conservata oggi alla Biblioteca Marciana. Nella primavera del 1605 muore Giovanni Bolizza e il 13 maggio il Senato si riunisce per deliberare le condizioni del carico delle fregate da Cattaro e i dispacci pubblici da Costantinopoli. Il documento prodotto in questa occasione, che ho ritrovato poi nel fondo compilazione delle leggi, ci dice molto su come nel frattempo questo servizio dal 1535 si era cambiato, dopo l'esperienza di 2 conflitti importanti che sono stati un po' dei laboratori, dove l'organismo spionistico veneziano viene messo a dura prova e l'attività principale, insomma, diventa l'intercettazione della corrispondenza. Da Cattaro nel 1605, vediamo, si aprivano 2 strade per Costantinopoli attraverso il Montenegro. Una prima strada passava per Podgorica, Plava, Peć e Novo Selo, mentre l'altra più lunga, ma ritenuta più sicura, si sviluppava attraverso centri più piccoli come Nikšić, Mojkovac, Novi Pazar, Sjenica, Brodarevo, insomma andavano avanti fino a Pristina e da lì i portalettere avrebbero proseguito il loro viaggio per Costantinopoli. Per assicurare un passaggio sicuro ai corrieri si sarebbero però dovuti corrispondere 50 talleri l'anno ai conti turcheschi del Montenegro, più 12 talleri l'anno alla villa di Spigliari per andare in Montenegro a chiamare i portalettere. Venivano quindi fissati gli stipendi anche dei corrieri che ricevono sempre 20 talleri a viaggio nei mesi invernali e 15 nei mesi estivi, ma gli viene garantita la possibilità di un avvantaggio dal bailo nel caso in cui i dispacci vengano consegnati prima del previsto. Da questi anni il prezzo degli spazi viene infatti fissato a 32 ducati, cercando di stabilizzare in questa maniera il prezzo altalenante degli avvisi, ma è chiaro che durante i maggiori conflitti, i maggiori momenti di tensione, l'attività aumenta e notevolmente aumenta con essa anche il profitto. Il carico delle lettere da Costantinopoli intanto era stato affidato nel frattempo al figlio di Giovanni, Francesco Bolizza, su cui abbiamo discusso anche nelle scorse sessioni. Adesso, durante i suoi circa 40 anni di attività, Francesco avvia un processo di riforma nel sistema di corrispondenza, cominciando con l'introdurre ben 12 famiglie di corrieri montenegrini entro i confini della città e risparmiando 2 o 3 giornate sul percorso via terra. Il lavoro sulle fregate postali, inoltre, era stata una prerogativa dei padroni di imbarcazioni da Perzagno, nelle bocche di Cattaro, che nel 1625 riescono ad ottenere, proprio in virtù di questo servizio, le esenzioni dalle fezioni manuali e il riconoscimento a comunità. Per quanto riguarda Cattaro, invece, nel 1616 Francesco Bolizza partecipa economicamente, insieme a Mariano Bucchi, ad una versione a stampa dello Statuto cittadino sotto il rettore Francesco Dolfin e nello stesso anno ottiene il Cavalierato di San Marco. L'attività di coordinamento della rete spionistica in Levante è riscontrabile già dal secondo mandato della sua carriera. Dai dispacci dei provveditori al Senato sappiamo che nel 1612 invia il fratello Antonio ad Adrianopoli per sorvegliare i movimenti delle truppe turche verso l'Albania. L'anno seguente Francesco riceve a Budva la Gadi Durazzo, Mehmet Nazor, in fuga da una cospirazione che lo vedeva coinvolto nell'organizzazione di un'invasione dell'Albania da parte del Regno di Napoli. Francesco riceve l'alto funzionario a casa sua e lo scortò a Venezia per essere ricevuto dal Senato. Dopo alcune settimane scorta nuovamente Mehmet nel viaggio di ritorno e si vede bene qua come l'intervento spagnolo, fino ad allora più un fantasma che una minaccia reale, divenne più concreto con lo scoppio della guerra contro gli Uscochi e con la nomina del duca di Ossuna a viceré di Napoli. Infatti la politica di Pedro Tellez de Giron verso Venezia e dell'impero ottomano tra il 1616 e il 1620 fu assai più aggressiva dei suoi predecessori. Convinto della necessità di un intervento contro il sultano e non un grande sostenitore della libertà marittima veneziana, condusse tra il 1616 e il 1618 una pericolosissima crociera dell'armata navale spagnola nell'Adriatico in appoggio alle truppe arciducali e uscocche. La rinnovata offensiva spagnola impensierì anche le comunità ottomane delle Bocche, tanto che la comunità di Castelnuovo richiese l'intervento e la protezione veneziana. Fu infatti una formazione mista veneto-turca a far rotta verso Ragusa, guidata dal voivoda del contado Pellegrini e naturalmente da Francesco Bolizza.
che qualche giorno prima era stato incaricato segretamente dal provveditore generale Venier di incontrare il Capitan Pascià. Dal 1616-17 Francesco sembrerebbe insomma operare soprattutto a Ragusa, e lo riconosce anche Paolo Preto, che suggerisce ci sia proprio lui a guidare la rete spionistica veneziana in Levante. L'azione dello spionaggio veneziano a Ragusa si articola su 4 piani. Acquisizione di confidenti all'interno del governo raguseo per ottenere le novità politico-militari trasmesse dall'ambasciatore a Costantinopoli. Raccolta nei circoli privati delle notizie politiche e commerciali, militari provenienti dai consuli e dalle colonie mercantili sparse nei Balcani e nel Mediterraneo. Individuazione e controllo delle spie turche di passaggio verso l'Occidente e di quelle spagnole e francesi. Organizzazioni di rete spionistica in territorio ottomano e in tempo di guerra di canali clandestini di comunicazione con i diplomatici a Costantinopoli e con i confidenti. Il principale confidente all'interno del Consiglio cittadino di Ragusa è Luca de Bona, imparentato con Ibolizza, che nel 1638 si salva per miracolo da un'improvvisa perquisizione ordinata al minor consiglio dei nobili di Ragusa, dalla quale era stato messo in guardia fortunatamente da una soffiata del vescovo di Spalato. Dopo la guerra di Gradisca, la politica di intervento spagnola in Albania e nelle Bocche sembrava ormai essere definitivamente tramontata, ma come vedremo non quella della corte romana. La particolare geografia confessionale, infatti, delle Bocche di Cattaro, che sono divise tra cattolici, ortodossi e musulmani, poteva infatti offrire sicuramente un laboratorio privilegiato per la promozione della fede, e i canali di comunicazione in Albania e in Bosnia avrebbero potuto essere utilizzati per l'invio dei missionari nei territori ottomani. Durante il pontificato di Gregorio XIII, perdonatemi, che è dal 1572 al 1585, le esperienze dei visitatori apostolici nei Balcani ebbero un'importanza decisiva dal punto di vista dell'organizzazione delle missioni che si sarebbero avviate poi nei decenni successivi. La Congregazione dei Greci, fondata dal Papa nel 1573, cominciò ad occuparsi delle problematiche relative ai fedeli di rito bizantino dall'altra sponda dell'Adriatico. Adesso, dal nostro punto di vista, l'istanza più interessante della congregazione risulta essere quella del vescovo di Cattaro, Girolamo Bucchia, redatta nel maggio del 1600, che, facendo riferimento ai successi della guerra contro i turchi, chiedeva aiuto alla congregazione per fondare a Cattaro una residenza gesuita, che avrebbe potuto rappresentare la base di partenza per l'opera di evangelizzazione degli ortodossi e dei musulmani nei Balcani. La congregazione affidò al cardinal Bellarmino il compito di trattare con il preposto gesuita in merito all'insediamento di Cattaro, ma non risulta che il progetto in realtà poi abbia avuto mai seguito. Geronimo Bucchia, religioso e vescovo di Cattaro, una figura anche piuttosto particolare, perché fu a lungo uno dei principali confidenti del cardinale Granvelle Perrenot, ministro di Carlo V, e venne a lungo tenuto sotto osservazione dal governo di Venezia. Nel 1624 l'abate cattarino Timoteo Cisilla, che era allora vicario a Dulcigno, scrisse un'ode particolarmente articolata ai meriti di Francesco Bolizza e dei suoi fratelli, intitolata Il Bove d'Oro, conservato ancora oggi presso l'archivio vescovile della città di Cattaro. E 3 anni dopo Francesco Bolizza divenne responsabile per l'Illirico del Propaganda Fide. Adesso, nelle fonti romane, però, la prima lettera indirizzata al cavalier Bolizza è datata 25 luglio 1637, quindi anni dopo. Nella lettera il cardinale però menziona i 17 anni di servizio di Francesco e loda le sue capacità nell'assistenza, che provvede alle missioni francescane in Albania e l'aiuto personale dato a Francesco de Leonardis, arcidiacono di Traù, occupato nella promozione dell'unione nel distretto di Pastrovicchio. A partire dal 1633 a Francesco viene inoltre incaricato dal Senato di custodire e inventariare personalmente le carte turche provenienti da Costantinopoli, e sicuramente esisteva un archivio di cui purtroppo abbiamo perso le tracce. Francesco a questo punto, è il principale referente per le autorità ottomane dell'area, con cui interagisce personalmente, come nel marzo del 1638, quando visita con suo nipote, il Pascià di Bosnia, e fornisce una dettagliata descrizione della sua visita al provveditore generale Alvise Mocenigo.
Parte della corrispondenza, inoltre, tra Francesco Bolizza, ne parlavamo anche la volta scorsa, tra Francesco Bolizza e Alvise Contarini, tenutasi tra il 1638 e il 1649, è conservata presso la Biblioteca Marciana e consta di circa 300 carte, insieme a circa un'altra trentina di lettere, indirizzate da Francesco Bolizza ad altri ambasciatori veneti tra il 48 e il 49, che insomma potete ritrovare nelle altre miscellanee della classe 7. Dalla corrispondenza sembrerebbe che in particolar modo l'attività di gestione della rete spionistica e la sicurezza dei dispacci erano stati messi a dura prova durante l'estate del 1638, quando 16 galee barbaresche saccheggiarono l'Adriatico e si rifugiarono a Valona. I portalettere, e talvolta anche i missionari, riportavano notizie sui sangiacchi, sul pascià di Bosnia e su ciò che avevano visto durante il cammino. In questo caso riferiscono notizie sugli avvistamenti dei barbareschi al Bolizza, che presentava puntualmente le sue relazioni al provveditore generale e al bailo. La possibilità di ricevere notizie di prima mano dai corrieri costituì evidentemente una prassi per tutto il Cinquecento, che poi viene istituzionalizzata soltanto nella fine del Seicento con lo strumento dei Costituti. Francesco Bolizza, insomma, gestiva la rete spionistica veneziana a Ragusa e a Cattaro, il carico dei dispacci da Costantinopoli. Eseguiva incarichi, cito, per pubblico servizio ed interesse, e questo sembrerebbe fino alla sua morte nel 1653, quando sia il carico dei dispacci che l'ufficio come responsabile per l'Illirico vengono ereditati dal suo fratello Vincenzo. Vincenzo aveva coordinato i servizi informativi a Ragusa insieme a Francesco per tutta la durata della guerra di Candia, reclutando spie e organizzando assassini di funzionari turchi e di rinnegati. Lo spazio libero lasciato da figure come Francesco e Vincenzo Bolizza nel Settecento progressivamente venne riempito da una più solida rete consolare che si estendeva su tutti i territori costieri dell'Impero Ottomano e nei principali porti del Mediterraneo. Grazie per l'attenzione. Grazie molto, dottor Santoro, di questa visione rasoterra del sistema informativo veneziano, o direi del Commonwealth veneziano. Dunque, abbiamo ancora più o meno 25-30 minuti per la discussione. Come discussant mi limiterò a fare quello che è nello sport sciistico il Verläufer, cioè lo sciatore scarso che che prepara la pista agli sciatori bravi, i professionisti, quelli seri. Quindi oggi faccio il Verläufer. Gli argomenti, come avete sentito questa mattina, gli argomenti trattati e gli stimoli sono notevoli. Prego, venite. Anzitutto, quando si parla di informazioni e quindi di velocità delle notizie, penso allo spazio, a uno spazio, quello veneziano, che definirei spazio imperiale, che, come ha fatto Robert Bartlett in un libro di più o meno una trentina di anni fa, The Making of Europe, Bartlett ha trovato delle similitudini tra l'impero britannico degli inizi Novecento e direi in particolare quello veneziano medievale, in termini di spazi da gestire, da controllare più o meno efficientemente. Tra Londra e Bombay occorreva più o meno un mese di navigazione, così come tra Venezia e Creta, grosso modo. 6-7 settimane tra Londra e Hong Kong, 6-7 settimane tra Venezia e Costantinopoli. 3 mesi tra Londra e la Nuova Zelanda, 3 mesi più o meno tra Venezia e Trebisonda. Nonostante ovviamente il contesto tecnologico estremamente diverso,
erano problemi che un impero come quello britannico si trovava di fronte, così come il patriziato veneziano medievale, quindi spazi imperiali. Per quanto riguarda quello che è emerso oggi, direi che, come è stato sottolineato da Glucksmann, c'è il concetto di Commonwealth. Glucksmann ha proposto un Commonwealth of Shipping, cioè di un allargamento, diciamo, del coinvolgimento di marinerie dello Stato veneziano nell'attività che sino al 400 era fortemente veneziana. Se noi infatti poi spostiamo lo sguardo al 700, l'attività marinara del porto di Venezia è largamente sostenuto da marinai, da armatori dello Stato da Mar. Quindi io trovo che sia un concetto, quello non esiste il verbo to commonwealth, ma quello dell'allargamento e del tentativo di rendere partecipi, nolenti o volenti, fasce di sudditi dello Stato da Mar in particolare. E questo processo di Commonwealth si verifica anche, a mio vedere, quando guardiamo la struttura dell'esercito di terra. La differenza tra un esercito al soldo veneziano nel Rinascimento, tra il Rinascimento e un esercito al soldo veneziano a fine 600 è enorme, è enorme. Abbiamo l'immagine di un esercito schierato, impiegato in Dalmazia, nell'arcipelago dell'Egeo, eccetera, come una città multietnica costituita da morlacchi, da balcanici, ma anche a Creta troviamo soldati dell'impero, ungheresi, tedeschi, polacchi e così via. Mentre nell'esercito quattrocentesco questo pluralismo è molto, ma molto più contenuto. Ora mi chiedo, bene o male, salvo alcuni casi un po' diversi, questo multinazionalismo, chiamiamolo così, multietnismo degli eserciti del declinante antico regime si trovano anche in altri casi, soprattutto anche in Inghilterra. L'esercito britannico vede sotto le proprie bandiere soprattutto quando il Regno Unito diventa un impero, un multietnicismo. No? Pensiamo anche dopo l'antico regime a un esercito britannico dell'Ottocento, in cui troviamo indiani, africani e così via. È un esercito imperiale, così come quello veneziano del 600 soprattutto. E anche qui, anche in questo caso, la componente dello Stato da Mar è quella, direi, più importante. È quella più importante. E anche in questo caso, direi, c'è una sorta di allargamento e di copartecipazione di componenti diverse dello Stato da terra. Quindi credo che il titolo di questo convegno sia azzeccato. Il termine Commonwealth, direi soprattutto per il XVII e XVIII secolo, è secondo me molto adatto. Un altro punto che vorrei sottolineare, e qui mi fermo da buon Verläufer, è che è necessario fare delle comparazioni, dei confronti.
altrimenti rischiamo di immaginare di discutere di eccezioni, di aspetti normali. Ad esempio un esercito europeo di fine 6, inizi 700, cosa ha di differente rispetto a quello schierato da Venezia durante la guerra di Candia o di Morea, al di là delle componenti etniche particolari? È un conglomerato di uomini, di capi, di lingue, di culture militari anche diverse. È stato toccato molto rapidamente l'aspetto tattico del volley fire, cioè della rotazione delle linee per garantire un fuoco continuo. Non è cosa semplice perché richiede un addestramento continuo di uomini che però spesso erano, come dire, reclutati ad hoc. Prima svolgevano altre mansioni e quando appariva la possibilità di, per varie ragioni, per spirito di avventura, per possibilità di ottenere bottino, non certo per la paga e così via, di arruolarsi sotto qualche bandiera, si partiva e si andava senza addestramento. Quindi non era facile addestrare le truppe, diciamo, reclutate ad hoc. E anche qui abbiamo una differenza rispetto a uno Stato, diciamo, moderno. Ecco, direi per quanto mi riguarda di limitarmi a questi commenti e lascerei la parola al pubblico e a chi vuole intervenire, pregandovi di limitare i propri commenti perché non abbiamo moltissimo tempo. Grazie. Qualcuno può rompere in ghiaccio? Thank you very much. I'd have a question for Domagoj Madonic and maybe also for Andreas Helmedach. So around the year 1500, at least in Split, it was prohibited to hire locals as soldiers out of a fear that they would be restrained in fighting if they had too many contacts to the local population. And then one county of Split also fired all those soldiers who were married to or at least had relations to local women, to which then the Doge said that that wasn't possible because if they did that, they wouldn't have any army left if they fired all the men who had relations to local women. So I wanted to ask you if you find anything similar about it in the 17th century, of this concern of hiring local people versus foreign people, which interestingly contrasts with what Machiavelli says about the concern of hiring foreigners who, in his view, wouldn't fight motivated, as opposed to locals who had a reason to fight. Thank you. Okay, thank you for the question. As I said, at the beginning of the war, Dalmatia had organized system of territorial militia. So that was the place for the locals to serve. That and the town population were organized in the Scuola di Bombardieri, so they also had a place for the military service for themselves. As I also said, the militia played a very small role in this war. And there is another aspect of a military service for the local population, one for which Venice was much more interested. Instead of serving on land in the companies of Croati or Albanese, so companies of Barche Armate,
Venice was attempting to arm galleys in Dalmatia. So Tres, Osor, Rab, various Dalmatian islands were on at different points in time ordered to arm a galley. So that was the service that Venice preferred for them. That was the military service. It was, like seen as the best fit for them. They were very strict of not allowing Dalmatians to enroll in the companies of Barche Armate, and whenever possible, they were purge them of them. So that is the reality of the war for Crete, basically. For the time around 1700, I may add that you should not forget that the Venetians not only had to give manpower to the army, but also to the fleet. And the fleet was manned with Venetians and people from the terraferma and, of course, from the Stato d'Armar too, from the islands and so on. And we should not forget that the Venetian state was a small state with not a very large population. So a discussion came up indeed, but not as far as I can see in official politics, but around military experts of this time. What would be the better politics for Venice to recruit the army? And for example, Francesco Muazzo said a similar argument as you mentioned, that even the German troops would not go to the end for Venice. And so it would be better to have Italians, and at best, of course, own Italians, Venetians, who would die for their fatherland. So you find this way of thinking in this time. It's coming up. But of course, the question is where to find these people. But if you look on the official politics, then it's interesting that the army of the Second Mauryan War had a much larger scale, in much larger scale, Venetian soldiers than the army of the First Mauryan War. So the change was going on according to this discussion, which you find in some handwritings of military experts. And it was enforced later by Johann Matthias von Schulenburg, who was the official military leader of the Venetian Republic in a new kind of carica, which does not have existed before, after the Second Mauryan War, when the disaster was great. And in the Schulenburg-style Venetian army, the Venetians, in the broader sense of the word, had the absolute majority, of course. Can I just one more comment? Sorry. I just remember one more thing, which is also quite important. So there is also financial aspect to that. So why accept Dalmatians into army and giving them regular pay every month? Because they will probably defend their homes anyway. If they serve in militia, they get no pay. They will only get paga di campagna. That is when they are on some campaign, and that's only half of the pay that what the usual soldiers would probably get. So why paying people who are probably anyway going to fight Ottomans and spending money on them, instead spending money on somebody else who will come from abroad and fight the Ottomans? Benny? Aspetta. The system of Cernido was introduced first in the mid-16th century in Cyprus, and it was an obligation, actually, imposed on the free peasants. A very specific section, the biggest section of the Cypriot population, but still specific. The serfs, yes. Ancora una volta parlo in inglese perché ma non importa, continuo in inglese. Yes, the serfs were not ordered to take part in this system, and the citizens of the towns were also not recruited to the Cernido. They were not only recruited during war, but they were trained.
They were trained annually and were supposed to prepare themselves to be ready to fight for a possible enemy. Everybody knew who the possible enemy was, of course. Thanks. Yeah, actually they were trained by professionals. Qualcun altro? No, allora lascio la parola al professor Ortalli per le conclusioni generali. Se non ci sono altre domande. Allora, se non ci sono altre domande, a me come rappresentante in questo caso dell'Istituto Veneto come past president, bello, suona bene, e a nome appunto di tutti quanti hanno collaborato all'organizzazione di questo convegno, tocca chiudere con qualche parola di compiacimento. Mi pare che il convegno sia andato molto bene. Quello che vi porto è anche il saluto e il ringraziamento del nostro Presidente. Noi abbiamo questa prassi, più che una prassi, una norma ormai, di passaggio tra una presidenza di area umanistica e una presidenza di area scientifica. Attualmente il presidente di area scientifica, ma gli è spiaciuto molto non poter partecipare a questo incontro perché da scienziato, insegna in Svizzera, è uno dei maggiori studiosi del suo settore, da scienziato è anche reduce di una lunga esperienza di giocatore di rugby. Era nazionale nel rugby. Nel rugby capita qualche incidente, una frattura importante a un ginocchio e in questo periodo ha dovuto, a distanza di tempo, non gioca più a rugby, vi assicuro, ma a distanza di tempo ha dovuto fare un intervento per cui non ha potuto essere fisicamente presente. Quindi mi chiede di in qualche modo giustificare la sua più che giustificata assenza e di esprimere il compiacimento per come ha potuto seguire questi lavori e vedere il loro successo. Quindi un saluto e un grazie anche da parte della Presidenza. Il grazie mi pare che sia dovuto e che sia molto sentito per il buon esito dei lavori. Mi pare che l'incontro abbia funzionato molto bene. Io ne misurerei il successo dalla quantità di discussioni e di interventi che ci hanno accompagnato in questi giorni. Sono stati diversi, molto precisi, di qualità e questo è, credo, un segno che ci conforta nella bontà delle scelte che avevamo fatto, degli impegni organizzativi che abbiamo avuto. Sono stati importanti interventi con forti novità di ricerca. Direi che tutto è andato molto bene. Anche la discussione mi pare che sia stata maggiore rispetto ad altri convegni di questo genere e anche questa frequenza nel dibattito è una conferma che forse non abbiamo sbagliato. Una discussione maggiore del solito. Ora intendiamo naturalmente raccogliere quello che è stato proposto in questa sede in atti che contiamo di pubblicare con la nostra editoria in termini abbastanza rapidi, quindi tutti quelli che hanno presentato lavori riceveranno i criteri di edizione, sono pregati di rispondere mandando il testo definitivo con gli adeguamenti che verranno richiesti perché vorremmo che questi lavori non invecchiassero. Non possono invecchiare perché sono stati lavori di prim'ordine. E quindi questa è la garanzia. Però vorremmo che anche la pubblicazione non tardasse, che possa girare al più presto per quanti lavorano in questi nostri settori e non erano
qui. Verranno quindi inviati a tutti quanti i relatori criteri editoriali e conto che la pubblicazione possa riuscire in tempi relativamente brevi, lo ripeto, in tempi relativamente brevi. Ancora un ultimo grazie. Credo di non avere altro da dire. Quello che era tutto l'apparato amministrativo, organizzativo, credo che sia stato a posto, che tutto abbia funzionato. Se resta qualcosa ancora da coprire o da fare, pregherei di comunicarcelo e saremo molto rapidi anche nel chiudere quello che non siamo riusciti a chiudere finora, ma altro di più non avrei. Non avrei altro di più se non ringraziarvi ancora tutti per il lavoro che è stato svolto, per la presenza, per l'impegno che avete messo e ringraziarvi anche fin d'ora, soprattutto i relatori, per quanto ci manderanno in tempi, spero, abbastanza rapidi, in modo che siano di tempi abbastanza rapidi anche i lavori di pubblicazione. Intanto grazie a tutti e arrivederci. Grazie.